nascondere impegni. Segui la tua squadra del cuore. La partita della Calciolecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie B e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Un cordiale buon pomeriggio dagli studi di Via Oslavia. È il giorno del carnevale, del carnevalone che sta per partire a Lecco, ma giù la maschera, vietato scherzare oggi per il Lecco, nonostante sia carnevale. Ciao mister Giulio Invernizzi. Ciao Stefano, ciao a tutti. A breve ci raggiunge, l'abbiamo visto arrivare in regia, Stefano Menegatti. Lecco Cosenza dal Regamonti Ceppi di Lecco, che dovrebbe essere pieno anche oggi, visto che ci sono 800 spettatori che arrivano da Cosenza. Una partita molto importante, la prima di Aglietti in panchina, sulla panchina bluceleste, per andare a invertire la rotta che vede il Lecco sconfitto da 5 partite consecutive. Le formazioni, perché ci sono tante novità. Cominciamo da quella del Cosenza, che dovrebbe essere un 4-2-3-1 con Mica in porta, Ghianfi, Camporese, Venturi e Frabotta in linea difensiva, Praselic e Zuccon, l'ex di Giornata, in linea mediana, Mazzocchi, Tutino, Canotto alle spalle di Forte, che sarà il riferimento centrale per quanto riguarda le scelte di mister Caserta. Risponde mister Aglietti all'esordio con tante sorprese. Adesso tra poco chiederemo a Stefano se gli garbano o meno. Saracco, altro ex di Giornata, in porta, Guglielmotti, Capradossi che recupera ed è finalmente disponibile, Gherardi e Lepore in difesa, Galli davanti alla difesa confermato con Frigerio, Ionita, Mezzali, Crociata a fungere nel suo ruolo finalmente di trequartista, Novakovic e Salcedo che confermato nonostante le prove fin qui deludenti in attacco. Fausto Riva in regia, che salutiamo, a breve ci collega con il nostro Albino Alborghetti. Intanto ci ha raggiunto Stefano. Ciao Ste. Ciao. E andremo... Ho tastato un po' la situazione del traffico in giro. Per adesso regge. Ho girato molto a largo. No, anch'io, però anche mister mi diceva arrivato da tutt'altra parte rispetto a me, però per adesso sembra reggere. L'impianto viabilistico di Lecco, complice anche magari una bella giornata, qualcuno se n'è andato fuori dalle scatole in montagna probabilmente, quindi c'era la coda ancora una volta andare verso Abbadia. Ormai appena c'è un minimo di sole la via verso nord diventa estremamente battuta. In attesa di collegarci con Albino, eccolo che c'è. Albino, mi senti? Assolutamente sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Ciao Albino, un saluto. Impressioni da questo Rigamonti Ceppi in questa giornata del carnevale, com'è a livello di affluenza? Allora, la curva ospiti direbbe in gremita con tutti gli spettatori. La nostra non pienissima ma quasi piena, un po' sgranati la parte dei distinti e la tribuna piena come al solito, perché quella è ciò che parla. Assolutamente. Senti, una partita molto importante. Cosenza era stato un crocevia all'andata perché sancì la fine dell'avventura in panchina di Foschi dopo il roboante 3-0, la sconfitta del Lecco. Per quanto riguarda invece oggi è la prima di Aglietti, quindi sembra un po' le sfide tra Lecco e Cosenza in questa stagione possono dire veramente tanto. Sì, diciamo che però il campionato di ritorno, come abbiamo imparato da tempo e da tanti anni, in tutte le categorie, ma soprattutto in Serie B, è sempre detissimo, scusate. Sì, stiamo cercando di capire che cos'è. Sono sempre dei sensi degli apparecchi di riduzione di microfono. Pronto? Sì, mi senti Albino? Meglio adesso. Allora, dicevo, il giorno di ritorno è un campionato a sé stante. L'Italiano l'abbiamo cominciato in maniera pessima, come aveva cominciato il giorno di andata, ma non credo di dover fare un raffronto. Penso che dobbiamo giocare questa partita come cioè, mentalizzando, scusate il termine, tutto quello che è avvenuto dalle teste dei giocatori. Credo sia un'operazione che abbia tentato di fare il nuovo mister Alfredo Aglietti per partire e giocarci in queste 14 partite la possibilità di fare almeno 20 punti. In questo caso saresti probabilmente salvo.
Assolutamente, tante le scelte nuove oggi di mister Aglietti. Ti convincono? Allora, una maglia titolare per Frigerio, Capradossi finalmente ci farà vedere quello che potrà dare a questa squadra e soprattutto direi Crociata nel suo ruolo evidentemente da trequartista oggi. Sì, direi che allora, non mi piace discutere le scelte tattiche, tecniche prima della gara, perché però capisco perché sono state fatte perché con un tecnico così navigato, non dimentichiamoci quasi 400 partite con i panchine, scusate, in Serie B, è chiaro che si affida ai giocatori un po' più, diciamo, oggi anagraficamente collaudati e anche tecnicamente più validi. È chiaro che questo porta anche degli scompensi. Io avrei visto per esempio a dopo uno, ma sono sicuro che lo farà entrare. Assolutamente, assolutamente. Una partita importante soprattutto per capire proprio come sarà un po' il Lecco di Aglietti, se ha lavorato tanto bene in questa settimana, soprattutto dal punto di vista atletico, cercherà subito delle risposte dal punto di vista, immagino, mentale, no? Sì, volevo terminare, se mi permetti, sì, prego. Di dire che io sono entrato prima, non c'era ancora registrato nessuno allo stadio, mi hanno aperto entrato per fare le cose che devo fare e ho visto Silvia, ci ho parlato un attimo e praticamente ho capito che è lui che quasi ha chiesto di ricacciare. Ah, certo, ok, perché ha tirato la carretta e dir poco, pesante, cioè, non è che abbiamo dei Batman, dei Superman, dei Nembo Kid in squadra, abbiamo degli uomini. Gli uomini si stancano e si rompono anche. Assolutamente. Albino, c'è una temperatura molto alta, segnano 16 gradi, questo però non dovrebbe influire, si sta bene, no? Si sta bene, sì. Io suppongo, se vuoi una ipotesi di partita come potremmo affrontarla, te la do, ed è la mia naturalmente, ripeto un'ipotesi, credo che partiremo giocando forte sulle fasce buttando palloni al centro, cosa che con la gestione di Bonazzoli e Malgrati ultimamente facciamo molto poco. Assolutamente. Va bene Albino, ti lasciamo la partita, allora ci ritroviamo alla fine del primo tempo. A dopo. A più tardi. Ciao Albino. Buona gara a voi. Allora, entriamo subito in diretta con i nostri ospiti. Chiedo a mister Invernizzi che cosa si prova, quali saranno anche le sensazioni di Aglietti, cosa cerca un allenatore alla prima quando subentra stagione in corso? Subentra in un momento molto particolare perché comunque 5 sconfitte è un momento molto delicato per la squadra. Lui sicuramente porterà la sua esperienza a tanti campionati fatti in Serie B, sicuramente cercherà di migliorare la fase difensiva visto che ormai la media è quella di 3 gol a partita subiti. E infatti molte delle scelte sicuramente sono fatte anche per tener conto di questa cosa. Una squadra che deve salvarsi, la prima cosa che deve fare è cercare di prendere meno gol. È un modulo che mi piace, io già un po' che tu lo sai benissimo, te lo dicevo, per i giocatori che ha al Lecco è il campo che dovrà dare delle risposte. Comunque sicuramente dispiace per chi è andato via, ma sicuramente ci voleva un cambio anche di testa per poter dare, diciamo, ai giocatori una spinta, diciamo, che in questo momento era indispensabile. Ste, ti chiedo, fra questi giocatori, guardando la formazione del Lecco, chi ti convince di più, chi di meno? So, Guglielmotti a destra l'avresti confermato in questo momento anche un po' in cui bisogna cercare gli equilibri? Ma come dice Albino, Aglietti ha deciso di rivoluzionare tutto per dare probabilmente un segnale, e quindi vedremo. Sono curioso anch'io, come diceva mister prima, di Crociata, perché anch'io è un po' che te dico il 4 rombo forse è l'unica, anche un po' più difensivo si potrebbe fare, perché se metti magari Sessanti davanti, anche degli innocenti te lo giochi in tutte e 4 le posizioni. Con i giocatori qua, secondo me il centrocampo forse è il punto forte che potremmo cercare di sfruttare un po' di più, anche perché poi abbiamo 2 terzini che possono benissimo fare loro la funzione reali. E Buso, anche perché Buso secondo me vicino a Novakovic può rendere molto di più, cioè entrambi possono rendere molto di più uno vicino all'altro che non uno centrale o un esterno. E diceva Albino di Zeliak che era la mossa che mi aveva stupito, perché ovviamente capitano è forse, diciamo, il migliore al momento in stagione, una delle anime della squadra, però ovviamente se da bravo capitano ha deciso lui di fermarsi, mossa saggia la sua,
E sono molto, ma molto curioso di Capradossi io, perché ne ho sentito parlare molto, ma molto bene, e l'unica cosa che l'ho fermato è stato un infortunio, perché altrimenti lui aveva una carriera abbastanza già lanciata. Per fare un paragone di 3 categorie differenti, sembra un po' per la Serie B, quello che fece Thiago Silva per la Serie A, carriera partenza lanciata, poi tanti infortuni e si riprese poi in età avanzata, diciamo così. Poi niente, la scelta anche di Saracco, immagino, e voglio sperare che Aglietti sia andato molto, più che sul fisico, sulla testa, perché Melgrati, l'abbiamo detto, l'ultima partita secondo me ha fatto tanti errori, non dico non da lui, però non su interventi che di solito sbaglia, ma interventi che di solito invece sono il suo forte. E secondo me perché non era molto sereno, visto che il Turbinio anche in settimana, dicevo l'altro ieri, stanno cercando ancora un portiere. Sì. E oggi si vede sopravanzato, la Manna infortunato, è arrivato dal Massa e l'hanno rivenduto perché e adesso gli gioca ancora davanti Saracco. Penso che Malgrati è meglio per lui e per il Lecco che non veda più il campo. Mi dispiace, però penso che ci sia molto più di testa quest'anno. Ha pagato la partita col Pisa, il gol su punizione, ha fatto un po' togliere un po' la fiducia. Anche perché è stato molto criticato, quindi ha patito un pochino. Sì, no? sicuramente sì. Cioè, sappiamo benissimo poi che la B forse un tantino, come per tanti giocatori del Lecco dell'anno scorso, la B è uno step abbastanza, è come quando fai il salto in alto, no? Che provi la misura oltre proprio per provarla, e poi lasci perdere dopo. Tornando ai portieri, è un peccato la Manna, perché comunque era un portiere esperto e già nella prima partita comunque ha fatto vedere di essere comunque di nome di fatto, serviva come la manna dal cielo nel reale, perché lì l'infortunio bisogna capire i tempi di recupero che non sembrano brevissimi. Diciamo anche poi che è un punto più che altro che è un punto delicato sull'inserzione. Se serve un difensore abbiamo anche Bostian Cesar, lui, giusto? Io c'avevo Fantacalcio ne quando giocava nel Chievo prima che ho detto era un po' grezzo, come era un po' grezzetto come difensore, non è tesserabile, ma era una sicurezza tra il 5,5 e il 6 a Fantacalcio, più o meno ci andava sempre. Fabio Caserta, che abbiamo affrontato tanti anni da avversario, era uno che randellava, è uno che probabilmente con Cesar ci aveva avuto anche qualche scontrino, perché Caserta era una mezzala trequartista. Infatti non so se hai visto, si sono abbracciati prima. Ma forse sai che hanno giocato anche a Caserta, non so se ha giocato a Chievo. A Chievo aveva giocato. E perché Cesar è andato da avversario sicuramente tante volte. Quando giocava a Catania, giusto? Caserta e Chievo. Poi adesso un minuto di non so, di raccoglimento per Firenze, per le vittime. Per l'Esselunga. Adesso sono salito 4, giusto? Sì. Intanto tra l'altro anche Aglietti, io a Fantacalcio, anche lui a Fantacalcio ho usato quando era a Napoli come riserva, però giocava poco lì a Napoli. Sì, è uno, giusto per rimanere in tema, è un sui generis, un Bonazzoli anche lui, come tipo di giocatore. Sì. Attaccante più da B che ha fatto più B che A. Anche lui forse a Chievo. Chievo è vero, tanto ha fatto Chievo all'inizio carriera, anche di allenatore. Tanto allora le partite delle due, Bari Feralpi, Parma Pisa, Reggiana Ternana sono sullo 0-0, gol del Cittadella alla Spezia 1-0. Questa ce la teniamo bene per adesso, questa rete. No, scusa, sono una nota, mentre leggevi la formazione, confermato Galli. No, Galli ritorna titolare dopo. Sì, no, ritorna titolare, no, nel senso confermato comunque, nel senso che era modo per dire, nelle scelte iniziali di Aglietti lo vede ancora mediano, titolare, ecco questo come è stato è proprio tempo. No, l'ultima partita era rimasto fuori. È stato quasi un po' il casus belli, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, l'assenza di Galli la settimana scorsa. Tra l'altro c'è stata una bella immagine, mentre Sky mandava proprio le immagini pre-partita, inizia adesso intanto il match, c'è stata una bella immagine con Listkowski, probabilmente uomo tra gli uomini spogliatoio, che caricava tutti prima della partita, lui che siede in panchina, una bella immagine devo dire. Listkowski che è uno di quei giocatori che tra l'altro può essere giocabile nel centrocampo, perché lui nasce mediano e l'abbiamo visto
correre tanto. Dicono che è fortissimo. Sì, ma a me è piaciuto quando è vedere entrato. Attenzione, Lecco, Salcedo per Novakovic, prova a entrare in area, anticipato però da Campodese che lo mette in dimessa A questo laterale. punto guardi la panchina e hai da giocarti poi a partita in corso. Questo lo dici tutto Tanta sulla roba. profondità. Cioè, degli innocenti, Sersanti, Parigini, Caporali, Listkowski, Inglese, Beretta, Lemes, Buso. Cioè, E tra l'altro inizia a essere interessante. inglese che inizia anche nelle ultime partite, oltre a far vedere, immagino che inizia ad avere anche un po' più di condizione. mezz'ora. Sì. Attenzione, Lecco subito avanti sulla destra, Frigerio ci prova, viene fermato, sì, e perde pure la rimessa laterale. Vedremo subito quelle che saranno le risposte della formazione bluceleste a livello, insomma, sotto tanti punti di vista, soprattutto quello dell'atteggiamento. Vediamo che tipo di gara Secondo me interpreta. tutto deve fare la testa, perché quando c'è stata la testa quest'anno il Lecco ha reso. Sì. Cerca di andare, crociata sulla destra, crociata che Calcio adesso d'angolo, bravo. era sulla destra, quindi vedremo poi se veramente farà Sarà finalmente il punto, il suo ruolo, perché comunque lui è uno da, non dico 10, una decina di gol a stagione in quella posizione. Ma Allora, fascia di capitano sul braccio di Lepo, naturalmente oggi non c'è Zeliak, però insomma anche questo è un dato importante. le torri al centro, Le alternative che sicuramente avranno cambiato. beh, l'unico dell'anno scorso. Sì, l'unico dell'anno scorso. Ah no, Galli, c'è Beh, Galli Galli. anche, e però Galli. Parte la battuta, Lepore sotto la Nord, la palla dentro, c'è un colpo di testa, salvataggio, Ionita, no, rimpalle Salcedo, salva la rete per il Lecco. Clamorosa doppia, tripla occasione. Salcedo per il Lukaku che salva sulla linea per il Cosenza. Dopo C'è 2 stata minuti, una botta dalla sinistra, colpo sicuro di Ionita, però nel mucchio la palla ha ballonzolato sulla linea dell'area di rigore. Vediamo, poi c'è stata la conclusione di Novakovic e Salcedo che la calcia via. Colpo di testa all'inizio di Frigerio, se non ho visto male, no? Sì, poi Gherardi. C'è uno stop poi che deviano verso dove c'è Ionita sulla sinistra, colpo al centro, Novakovic va e Salcedo che la rinvia. Cioè, non so se è stato un difensore. Ma è stato bravissimo il primo, anche sul colpo di testa di Gherardi, un difensore che si tuffa. sì. Anticipato Sì. Mikai, sì. Ma vedi che nel centrocampo a rombo, le 2 punte, Sì, sì, crociata che si alza. Ionita qui a sinistra e attenzione, errore nelle retrovie di Capradossi. Mamma mia, colpo di testa centrale facile per Salacco di Forte, ma qui erroraccio di Capradossi che perde la palla e si fa saltare e perde la palla come un dilettante qui. Vediamo, perché comunque anche lui sarà in difficoltà dopo tanto tempo lontano dai campi. Vedi che non stanno tanto lì a giocarla da dietro, fa subito il lancio. Verso Novakovic, poi Galli combatte forte, riesce a balzare per Tutino che si presenta davanti a Salacco, Tutino in area, la rete del Cosenza. Come si fa a lasciarlo così libero, però? Fuori gioco. Era fuori gioco. Fuori gioco, allora l'abbraccio alzato dell'arbitro. Sì, no, ma si è visto subito. Tutino che esulta, si lamenta con le guardialine, adesso sta esultando ancora, poi ci sarà sicuramente la revisione del VAR. Ci va anche di Vediamo. No, non è Lepore. Lepore lo tiene dentro. Lepore lo tiene. E qui Salacco che è veramente una reattività. No, guardavo il centrale, era indietro. Lepore. Lepore qua sotto, secondo me, che lo tiene in gioco. E qui bucati subito centralmente. Capradossi Gherardi sicuramente lontano dai campi. Capradossi, mancanza di confidenza. A me pare irregolare, però vedremo cioè più che i centrali Lepore. Sì, no, il centrale era subito l'impressione che era fuori gioco. Sarebbe subito la prima occasione da rete, praticamente una combinazione di Forte e Tutino che giocano, non si capisce bene chi sia poi alla fine il trequartista e chi il centravanti, si scambiano molto. 4-2-3-1, sì, ma poi poi è più forte la punta. Forte, ok. Sì, Tutino gioca. Sì, poi alla fine è un po' un 4-4-2 alla fine, 4-2-3-1 che dir si voglia. Sì, il check si sta prolungando, quindi non è così semplice da determinare, anche perché tante volte abbiamo visto dei check che pensavamo e dopo in verità era di proprio un tallone. L'impressione qui che il gol ci sia perché fosse però sta regolare durando la tanto, partenza. Si sta durando tanto. È vero poi tra l'altro che c'è Nasca che mi sembra sia uno dei top
Allora, Nasca è già la terza volta che lo abbiamo quest'anno al VAR, se non ricordo male, terza o quarta. L'arbitro è il signor Daniele Perenzoni con Emanuele Prenna assistente e Claudio Baroni, il quarto ufficiale Francesco Burlando, anche lui lo abbiamo già affrontato, sì. e Orlando Pagnotta al VAR. Vediamo. Gol assegnato 1-0. Ma anche a me sembrava E rete. adesso tra l'altro c'è l'esultanza tardiva dei giocatori del Cosenza. Vabbè. Sì, tutta la Sotto panchina, la panchina che si riversa sotto la Sud. E niente, 3 minuti è durata la parità oggi, ragazzi. Al primo lancio lungo, Lecco trafitto. Va bene. E d'altra parte, non conoscendosi i giocatori, Di pochissimo. anzi no, alla fine è stato veramente Gherardi a tenerlo in gioco con l'avambraccio. Con la spalla, sì. Una volta partito Tutino entra in area tra Figi e Saracco. Che Beh, è insomma, stato bravo poco, comunque. però, no? Insomma. Oddio, Insomma. sì. Forse era anche parabile, forte, Era ma abbastanza era parabile, proprio sulla sua traiettoria. Se eri posizionato bene e avevi un po' di riflessi la paravi. Allora, il Gli Malgrati, passa fra le mani. posso dire, il Melgrati dell'anno scorso, questa la L'avrebbe prende. parata, sì. Non quello di quest'anno, non È molto molto difficile già dall'inizio questa partita. Sì, siamo passati da quasi il gol noi ai gol loro. Allora, vediamo chi ci scrive da casa. Maurizio, salutiamo Gianluca. Forza Lecco, Mucarolo, è un'esigenza contro il Cosenza. Intanto seguiamo Salcedo in area. Crociata! Fil di palo di Crociata, rasoterra sull'esterno destro. La reazione subito filato. del Lecco. Andiamo, bella la conclusione, sarà mezzo metro. Sì. Neanche. No, va bene, giusto, ci vuole subito una bella il problema- reazione, perché vabbè, comunque è vero che lo prendi subito tipo un po', però è meglio... Hai tutta la partita. Bravo, hai davanti... Certo, adesso devi impostare un tipo di partita chiaro. Ma penso che già dai primi minuti il Lecco aveva impostata non aspettare, e infatti avrebbe preso il contropiede. Sì, devi stare attento su No, questo, ma perché adesso il neanche il Cosenza... contropiede. Sì, proprio lancio lungo. Lancio una palla. Attenzione, cerca chi è il numero 30 Mazzocchi che sta sulla sinistra, palla al centro ancora, colpo di testa di Tutino debole, ma perché anche prima Forte aveva colpito di testa centralmente dopo l'errore di non mi ricordo chi. Però insomma questi lanci lunghi subito scalca al centrocampo convincono? Non lo so. Allora, dipende, perché se vai da Novakovic ovviamente non dico palla in banca, però visto il centrocampo a rombo come adesso con Crociata che può partire, io inizierei a giocare un po' più il pallone forse con i 4 di centrocampo. Parla per Guglielmotti che ne ha davanti 2, cerca il cross e qua c'è un bel braccio largo. Angolo, vediamo perché era fuori dall'area. Mi sembra fuori area, sì. Quindi tutto sommato forse meglio E anche probabilmente l'angolo. non può neanche valutare, può valutare l'area. È rimasto anche a terra. terra. No, qua è il centrocampo. Ah, sì, Qua è il centrocampo. Questi sono i due centrali che già hanno preso un gol e già 2 volte che la prendono loro di testa. No, più che altro è proprio per quello che mi ha fatto più che altro specie. l'intesa No, ma è proprio per quello ormai Ghirardi Zelia, che era un po' la coppia tra virgolette rodata, mi fa un po' specie il fatto che sia in panchina, però no, che siamo sempre andati in 2 contro 1. C'è un check del VAR, forse poteva essere in area allora. Vediamo. No, non mi sembra. Già finito, lo sai che i nostri durano 3 secondi. Cioè. Va Lepore, colpo di testa, la palla che ballonzola ancora, va fuori area, Crociata. Alto. Prova il tiro a giro, ma da posizione defilata altissima. Ci sta, lui ce l'ha il tiro. E poi soprattutto continua questa sua ricerca del gol, Crociata, che sappiamo essere un suo punto dolente ormai da settimane. Ci prendiamo il primo break di giornata. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. Rientriamo, non è successo niente. Rimessa dal fondo per il Cosenza, Novakovic non riesce a trovare l'angolo. Allora, la reazione dell'Ecco c'è stata, mister, però è chiaro che la partita è in salita, però si vedono dei segnali incoraggianti, quantomeno non ha patito come nelle altre partite, no? Il contraccolpo.
Sì, no, la squadra è viva, peccato aver preso gol senza neanche, diciamo, accorgerci, perché praticamente alla prima occasione, però siamo già arrivati a concludere, abbiamo preso ancora un calcio d'angolo, la squadra comunque è attenta, mi sembra che sulle seconde palle stiamo arrivando bene. Adesso dobbiamo continuare a trovare un po' quella continuità di azioni per andare a fargli male. Un bel anticipo di Capradossi poco fa di testa, intanto qui c'è fallo, calcio di punizione per il Lecco. Dicevamo, Muncarol che ci scrive un'esigenza contro il Cosenza, dobbiamo fare una partita da fantascienza, e direi che adesso ancora di più. Forza Lecco dal Belgio, Ryan. Maurizio, speriamo di vincere 3 punti fondamentali. Salcedo in mezzo all'area, fermato. Spazza tutto un difensore del Cosenza. Speriamo di fare 3 punti. Antonio, obbligo 3 punti oggi domenica a Terni, e domenica a Terni, altrimenti finita. Tutino pericolo di scrive Vittorio. Sì. Arrivando da 5 sconfitte consecutive a vincere 2 di fila. Esatto, pensiamo a questa, poi penseremo a Terni. Oh, mamma mia. Massimo, meritiamo la C. Antonio, ragazzi, siamo ridicoli una squadra da Serie C. Vediamo di smentirvi, ragazzi, dai. Ma intanto siamo in Serie B, quindi vuol dire che meritiamo di stare in Novakovic, la prova finisce al Bar Stadio. Prova una deviazione? No, non c'è. Beh, si è girato difficile. Si è girato Novakovic. Si è girato Novakovic. Stiamo arrivando in aria, sì. Che sulla destra, vabbè, Guglielmotti poi magari avrà un po' di lacune nella fase di ma sai che però è una bella spinta. Ma sai che nelle ultime partite qualche bella chiusura ha fatto? Sì, ha sempre fatto, ha avuto delle mancanze quando non era coperto e se ne trovava 2. Però non era neanche colpa sua, ma non è così. No, beh, sai cosa, anche magari la scelta, non avendo l'esterno alto come avevi prima, avendo l'Epore e lui, hai comunque 2 giocatori che possono arrivare a mettere dei bella giocata qui di Novakovic, cross lungo sul secondo palo. Ma no, ma Salcedo, ma lasciala Ionita. Qui non si sono capiti, si sono ostacolati i 2. E Ionita adesso deve spendere tanta energia a inseguire invano. Cioè quella era la palla di Ionita. Avanzano Mazzocchi sulla sinistra, il cross, no, la palla bassa. Per fortuna il velo non va a buon fine. Crociata, tocco per Frigerio. Vediamo se riusciamo a uscire, palla al piede. Frigerio non è entrato bene in partita, molto in difficoltà al momento. È chiaro, no, che ci sia anche ancora da trovare bene le misure in campo, no, le distanze. Totalmente nuova con un allenatore, cioè non è semplice. Non è semplice, sono giocatori che magari è la prima volta che giocano assieme, come Capradossi, anche Frigier, cioè. Ma infatti anche il fatto di giocare comunque già con subito un gol insomma da recuperare, di certo non li aiuta, però li vedo comunque convinti, bisogna continuare così. Infatti io mi sarei aspettato molti, cioè praticamente la Serie B mi sarei aspettato la stessa formazione. Sì, anche io. Tendenzialmente io, nella mia piccola storia, ho sempre visto il nuovo allenatore, quando il nuovo allenatore poi avrebbero avuto dopo grandi cicli, all'inizio hanno sempre preso quello che c'era. Io mi ricordo Capello con Sacchi, Allegri nella Juventus, addirittura cambiando la difesa da 4-3, Ancelotti nel Milan, Inzaghi dopo Conte qua, ma lo stesso Klopp quando è arrivato a Liverpool non aveva fatto queste grandi rivoluzioni, o lo stesso Guardiola o anche Luis Enrique. Qui c'è un discorso diverso, che tu adesso stai sfruttando anche un po' il mercato e questi 15 giorni di lavoro comunque nelle gambe di giocatori che magari attenzione, cross basso, messo fuori, crociata allontana, e però arrivavano senza minuti, e comunque queste 2 settimane ti hanno dato anche la possibilità di rimettere un po' tutti nelle condizioni di poter essere scelti. E però piuttosto che un Capradossi che non è ancora pronto, lascio Ziliak che è una certezza. Dopo lì è sempre la settimana, è sempre l'occhio dell'allenatore, è logico che palla dentro, Capradossi di testa allontana Zuccon, si gira bene su Ionita,
Zuccone è forte, ragazzi. In mezzo a due uomini si riesce Zuccone a è forte, tenere e il nelle pallone. ultime partite, dicevano anche da Cosenza, questa mattina sono stato in collegamento con una TV cosentina, Dot TV, e nelle ultime settimane sta facendo molto bene Zuccone, confermo. E beh, ha avuto Quello che problemi abbiamo fisici, visto, ma sì. adesso si è a posto. Oh, bella l'azione del Cosenza, ci prova addirittura con la sforbiciata, è libero il giocatore, la deviazione all'interno dell'area che Capradossi che allontana. allontana, mi sa. Sai che O forse un compagno suo del forse Cosenza. sì. Però in quanto qua fallo di crociata, loro però quando arrivano fanno paura. Sempre a terra, Pasalic. qui ha preso un colpo basso ventre, probabilmente con la palla, no? Ci vediamo una piccola pausa. Chi va alla ricerca della purezza. Chi va d'accordo con il pianeta. Chi va oltre il solito fondente. Chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Ma lui ti fa. Cosenza. Tanto c'è la conferma, Nicola Savino allo stadio, tifoso del Cosenza, UDS. ancora una volta a Lecco, ultimamente capita molto spesso. Ma tanti ne approfittano col fatto che siamo qua. Battuta la punizione al centro dell'area, stacca chi era quello? Frigerio forse, che allontana. Vediamo Salcedo che Spallata violentissima, si va fa via come un portare via fuscello. la palla come se fosse un primavera quasi. E poi loro per fortuna buttano via la sfera. Salcedo a volte veramente mi sembra un primavera come fisico, cioè ancora questa leggerezza fisica che sì, ma il ragazzo ormai è fatto ha 24 anni, ma ha anni di esperienza, Però bambino. ha i colpi, No, i colpi ce li ha, certo. Tecnicamente a livello di dribbling, anche perché se poi lo fanno giocare vuol dire che evidentemente in settimana vedono le potenzialità del ragazzo, ma Cosenza che adesso, per adesso è in partita deludente. Prende campo, siamo nel 18esimo ormai minuto, il Lecco è sotto per 1-0. Non deve prendere imbarcate in questo momento in cui sta soffrendo un pochino la squadra. Canotto guadagna l'angolo, Lepore preoccupato si rifugia oltre la linea di fondo e quindi angolo dalla destra fra Botta, ex Juve, che va alla battuta. Vediamo Saracco che imposta le posizioni di Novakovic in questo caso. Vediamo tra l'altro se torniamo alla difesa a uomo e non più a zona. Ultimamente marcavamo a zona. No, mi sembra a uomo adesso. Sì. Siamo tornati a uomo. La ricerca. No, perché ultimamente con la difesa a zona era un disastro. Beh, direi abbastanza. Palla battuta, primo palo, deviazione di giocatore del Lecco, palla al limite, però il Cosenza ci prova, alta sopra la traversa. Ha tirato bene, ha caricato bene il tiro, ma finisce un metro Zuccone. sopra la traversa Zuccone, che ha questo tiro. Fatto fra Botta la battuta e poi Zuccone. Pasalic ha battuto poi Zuccone che non di molto alto sopra la traversa, non di moltissimo, un metro circa. Intanto punizione e fallo, cioè fallo di Frigerio, ammonizione. Ammonizione per Frigerio. Non riusciamo più a varcare la linea di centrocampo. Frigerio purtroppo non è veramente entrato in campo oggi, seria difficoltà e quindi faticano anche tutti gli altri. Brutto fallo. Brutto anche il fallo. Brutto fallo, perché ha preso sì il pallone, però nello slancio del tackle ha tenuto il piede alto, martello. Punizione ancora dalla tre quarti di sinistra per il Cosenza che si schiera sulla linea dell'area di rigore. Guardate Gherardi Capradossi, coppia di difesa dei blucelesti. Parte la battuta del Cosenza, c'è il tocco corto, si prosegue quindi sulla sinistra, c'è adesso il cross, palla deviata. Vediamo che il giocatore del Cosenza prova addirittura la conclusione, Saracco coi pugni, in qualche maniera la palla rimane lì, non si capisce molto, batti e ribatti, due difensori Lecco, alla fine salvataggio sopra la traversa. Mamma mia, cos'è andata bene. Anzi, qui. Mazzocchi addirittura che è andato sopra la traversa. Vedete quelle che qui il cross ha preso un effetto stranissimo e Saracco bravo a smanacciare
bravi, poi devo dire, posso dire, tutti i giocatori del Lecco hanno toccato di mano, hanno preso di mano, perché è stato veramente quella che la Jalapas chiamava una fagiolata, non so se la ricordate, cioè, però i giocatori del Lecco veramente in difficoltà nera, e la palla ha danzato per una ventina di secondi nell'area piccola, non si capiva veramente. No, perché la ribattuta così di pugno te la sei chi è andato messa. Canotto a calciare dalla sinistra con forza, hai capito te. A tiro un po' sorpresa. No, lui sembrava che volesse fare il cross teso, ma la palla ha preso il giro verso la porta e Saracco per fortuna era sul primo palo ed è riuscito a tirarla fuori. Secondo me non voleva tirare assolutamente in porta lì. Intanto Lecco che si riporta in avanti. Vediamo, dai, Ghianfiglia ci ha regalato la rimessa laterale. Vediamo di riuscire a fare qualcosa. Entriamo in area, finisce a terra chi era? Crociata. Poi combatte Capradossi, Galli, in qualche maniera serve Guglielmotti, che però non ha strada libera, quindi si rifugia da Ghirardi nelle retrovie. Tra l'altro sono passati praticamente in 2 mesi da una difesa quasi perfetta Zeljak Bianconi a Ghirardi Capradossi così. Tanto palla dentro di Lepore senza guardare, ma non arriva Novakovic. Novakovic che sembra faticare un po' a trovare la posizione nei due, perché Novakovic è abituato, non sono serviti bene, diciamo, ma poi è differente giocare tra 2 e 1 da solo, perché Novakovic sembra che faccia fatica per quello. Lì deve essere bravo Salcedo a girargli attorno, a sfruttare un po' il suo movimento. Certo dei due è Salcedo quello che deve un po' andare ad attaccare la profondità. Però tra l'altro non lo sta facendo. Sì. Invece qui lotta a centrocampo, il numero 10 del Lecco, che adesso riceve dopo scambio con Ionita, sbaglia il servizio per Novakovic e sbaglia anche il secondo tentativo per Ionita. Cosenza che cerca di ripartire, fallo di Galli, vediamo, no, di Capradossi che si prende il giallo. È brutto inizio di partita quello di Capradossi, ma direi di tutta la squadra, però. Sì, fondamentalmente di tutti, sì. Però diciamo soprattutto le scelte si stanno dimostrando sbagliate, sì. Perché Capradossi, Frigerio stanno facendo molta fatica, e anche davanti Salcedo e Novakovic Crociata. L'ha preso? Sì. Il giallo l'ha preso Capradossi. Sì, perché inquadrano Galli. No, perché Galli è stato quello che è arrivato dopo, Ok, sì. Era andato in anticipo ben oltre la linea di metà campo Capradossi e gli ha fatto lo sgambettino, poi Galli di gran carriera è arrivato l'altra volta. Tanto Mazzocchi, no, la Frabotta forse, adesso si confondono i due di là. Però riesce Lecco a risalire, sbaglia, peccato qui Guglielmotti, c'era in area Salcedo e anche Ionita che stava arrivando. Peccato perché poi comunque siamo ancora 1-0, sbagliano, Salcedo riesce a guadagnare un pallone in mezzo all'area, Salcedo non trovava niente. E poi la conclusione di Lepore alta. Salcedo che non so. Continuo a non capirlo questo giocatore. Qui poteva... qui, guarda. Sì. Lo sgambetto glielo fa il Capradossi e poi Galli lo travolge. Poteva fare qualcosa di meglio, se è vero che era girato, però per la sua aspetta, rapidità in aria poteva andare a cercare. E poi appunto quei numeri lì lo devi far vedere. Sì, anche a difendere la palla, venire fuori, vedi quanto poteva... fare meglio. Perché tanto gli calci, ma gli calci addosso, sei a 1 metro. Vittorio, Saracco sta dando sicurezza alla difesa? Non lo so. Ma non vedo molta sicurezza. No, ma è una domanda. Adesso mica tanto. Ma è una domanda, un'affermazione, non c'è punto di domanda. Parente di Saracco. Non so, però Beretta non credo. Poi Vittorio. Per adesso no, e anche poteva fare sicuramente meglio sia sul gol che anche l'uscita di pugno lì. Tanto qui esce che perché la palla rimane lì, la campanile, esce benissimo Canotto che fa salire il pallone, lo serve dove può andare Frabotta, prima dovrebbe che essere attacca stato Frigerio, Canotto a calciare forte. Poi Guglielmotti bravo nella chiusura e a guadagnare il fallo di fondo. Ciao Ciro, tifo per voi da napoletano. 25 minuti 0-1. Capradossi prima ammonito. Sì. Se ricordo bene anche aveva ammonito in precedenza Frigerio anche, sì. Ci prendiamo un break.
Know that they ride or die. I keep boys by my side. Oh, we boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. We boy. Hustle what the night. Boys by my side. We boy. Know that they ride or die. My name came up a lot of sounds. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds. Certain people that I know, they ain't no longer about. Vince la Ternana, vince il Cosenza. Allora, risultati tutti negativi fino a questo momento, avete sentito dalle parole del mister, perché vince la Ternana, in questo momento 1-0 a Reggio Emilia, vince, cioè Cittadella Spezia 1-0, ci può anche star bene, no, per lo Spezia, e 1-0 del Parma col Pisa. Sì, però possono anche stare tutte ferme. Bella la giocata qua, ecco, di crociata, che poi sbaglia. Salcedo. No, scusa, Salcedo era chi che poi sbaglia. L'appoggio per Ionita a sinistra. Sì, però sì, la cosa più facile. Vivo oggi Salcedo, c'ha però, queste cose, non le ha ancora fatte vedere da quando è qui, però ha questa giocata veloce e poi con qualità. Qui Capodossi di testa in anticipo sul Tutino, poi il fallo di crociata, giallo. Poi cioè di fallo una munizione. Crociata peraltro prima, infatti stavo ragionando quando ho detto di Frigerio, mi sembrava di aver visto già anche crociata, invece forse era stato solo richiamato. Ma crociata è uno dei giocatori più ammoniti di tutta... Sì, vabbè, ci sta. Sì. No, rivedendolo è ingenuo lui che... sei a metà campo, poi col tuo compagno dietro puoi anche aspettare a spendere un fallo così. Galli prova ad alzare la linea del pressing, poi il recupero del Cosenza, però vediamo che la formazione calabrese allunga troppo il pallone, Lepore lo può servire a Saracco. Cioè, la caratteristica di Saracco fondamentalmente è sì che può dare un po' di calma e di tranquillità alla difesa, il problema è che non è al massimo nella reattività poi fra i pali, e un po' oggi si è visto. Intanto palla ancora per Salcedo fra le linee, viene fermato. Lepore però, sul rimpallo, serve poi Ionita che ridà al 32 blu celeste, che ragiona con Capodossi. Capodossi, servizio profondo a metà tra Salcedo e tra Novakovic e Crociata, dimessa laterale però per il Lecco, che si va da Novakovic, che viene fermato da due uomini. Guglielmotti sul rilancio della difesa del Cosenza, cerca il contrasto, tiene il pallone, aiutato da Frigerio, lo porta via, sale sulla destra. Bravo. Guglielmotti dal fondo, palla dentro! Ionita si divora il gol del pareggio da solo davanti alla porta. No, come si fa? come ha fatto? Probabilmente era troppo davanti al pallone. Clamoroso. Grande Guglielmotti. Porta vuota, specchio della porta vuoto. È passata in mezzo alle... Gli è passata probabilmente dritta, dietro in mezzo alle gambe, perché era già avanti probabilmente, proprio già avanti con la gamba, e la palla gli è passata dietro. Tanto non l'ha neanche toccata perché... Ah no, beh sì, no, niente, non c'è niente. Frigerio di testa, però ecco che quantomeno ci prova adesso. Ionita manca. E qua c'è la rimessa laterale però per il Lecco. Sottolineare fino adesso l'ottima partita di Guglielmotti a destra. Sì, ma Guglielmotti non sta andando male da quando è stato messo lì. Ionita al tocco dietro, non arriva Galli. Ecco che ancora nell'area di rigore del Cosenza riesce in qualche maniera a metterli un po' in difficoltà. No, Guglielmotti da quando è stato messo lì, guarda era quello che pensavamo stonasse un po' bene. di più, è quello che sta facendo meglio invece. No, ma lui da quando è stato inserito lì le ultime 3-4 partite è molto positivo. No, pazzesco, cosa non segna Ionita. Sul piede, Doveva solo spingerla dentro, invece apre il piattone, la palla passa e lui non colpisce l'aria, non so, vabbè. Cioè una cosa che proprio da lui poi che... Cioè... Ma lì devi andare anche di punta, di ginocchio. No, ma poi lui che è modo, uno dei giocatori più freddi e dei centrocampisti che segna più di tutti. Tanto bellissima la giocata incrociata al pallone dentro. Calcio d'angolo, dai che reagisce lì, ragazzi. Dai. Porco cane, ma che occasione. Devi riuscire a segnare qua almeno per dare un po' di sicurezza alla squadra. Ah no, veramente peccato perché Ionita di solito lì è una sentenza. Lepore, comunque oggi si vede la differenza di avere Lepore in campo sui calci piazzati.
La palla dentro, anticipato Capradossi, crociata, la tiene viva, sempre per Franchino che va dalla destra, il cross, dentro, no, Frigerio, porta vuota, non c'entra il pallone. Non ci credo. Forse era più facile questa di quella di Ionita, Era un pallone lento, preciso. Ma in tuffo? Vai di testa? Vediamo. Guarda. No, non la prende. Non l'ha presa. Cade male. No, cade troppo male perché mette sotto la Poteva spalla. andare talmente alla bassa anche spaccata. Era forse anche più facile questa. Perché lì Ci poi ha messo siamo, proprio un però, confettino lì in mezzo stavolta. Ci siamo. E però bisogna segnare quello che... Facciamo troppa fatica, questa è la costante universale della stagione del Lecco, a segnare. Poi so che mi sto tirando una mazzata sui denti terrificante, però questa è anche sfiga. Cioè so che non esiste la sfortuna e che siamo stati noi inabili e tutto, però cavoli, capita di quelle volte che il giocatore manca il pallone e di tacco riesce comunque a segnare di chiappa. Non l'abbiamo mai qua avuta no. tra l'altro quest'anno questa peculiarità, ci prendiamo un piccolo break. Alla festa voglio il mago pistacchio, la macchina de Ah, guarda che popcorn, Guglielmotti le è un bolle di cheerleader. sapone e la torta unicorno. Allora io voglio uno squalo. No, bambini, non si può avere tutto dalla vita. Altrimenti stavo con mamma. Scendi. Non si può avere tutto dalla vita, o perlomeno non sempre. DR 4.0 full optional di serie e tu a 19.900 euro in pronta consegna. Puoi avere tutto, tranne la simpatia di tuo marito. Concessionaria ufficiale DR Automobiles per Lecco e provincia. GP Car, via Spluga 65, Cernusco Lombardone, Lecco. Info 039 60 40 595 www.gpcar.it. L'Empoli. Non hanno visto l'Empoli, i giocatori del Lecco che saliva, adesso Frigerio porta palla orizzontale, Ionita gli dice servi l'Empoli, alla fine lo serve lui dopo il passaggio, ma ormai la difesa si è piazzata, l'Empoli prova il cross, un po' basso, non arriva ai centravanti blucelesti, combatte poi Galli in solitaria, in mezzo a due uomini, arriva Frigerio ad aiutarlo, i giocatori del Cosenza però riescono a saltarli entrambi, forte, serve la salita di Frabotta, che attaccato fa partire un cross alto sopra traversa, Cosenza che dopo una fiammata intorno al 20-25 minuto adesso sta subendo. Negli ultimi 10 minuti stiamo... C'è l'Ecco che sta provando di caricare, sta provando a caricare la retroguardia del Cosenza che non è sembrata irreprensibile, anzi. No, su ste palle hanno sofferto perché comunque sono due palloni che era più difficile sbagliare. È stato più difficile. Dovremmo sembrare forse essere ancora più rapidi e magari cercare un po' di più Novakovic ancora adesso. Qui intanto sia Ionita che Lepore chiamano il pallone perché erano liberi, si preferisce andare ancora a destra dove Novakovic si allarga fuori area di rigore, marcato, si prende la rimessa laterale, bravo il Nova che oggi è un po' più fuori dalle reti del gioco bluceleste, dalle maglie del gioco bluceleste. Un giovane tifoso sulle spalle del padre. Speranzoso. Frigerio, dentro l'area, spalla alla porta, costretto a uscire, Guglielmotti, servizio per crociata che guarda l'area, ci pensa, ci ripensa, poi centra la schiena del difensore, ma Guglielmotti recupera, si torna da Capradossi. C'è Lepore sulla sinistra che si libera, Ionita anche lui si allarga per farsi caricare del compito di gestire il pallone, poi Lepore, bello il tocco profondo per Frigerio che ha tagliato tutto il campo, Frigerio si libera bene, la palla per Lepore che deve però aggiustare la corsa e perde la frazione di secondo per la conclusione. Però stiamo arrivando lì, E soprattutto stiamo arrivando lì con un po' più di fraseggio. Di facilità anche rispetto a prima. Sì, è Crociata che è bravo e anche Frigerio adesso, perché si muovono quantomeno, cioè danno un po' di idee. Ci vuole un gol prima dell'intervallo. Salcedo lanciato sulla destra, dai saltalo, no, cade. Però riesce a servire Crociata e Crociata guadagna la rimessa laterale.
Comunque Crociata che si allarga molto a destra oggi. Crociata però, sta giocando come nella prima giornata a Catanzaro, l'unica che ha fatto da trequartista, giocatona di Guglielmotti che allarga troppo per Crociata. L'unica partita che Crociata ha giocato da trequartista a Catanzaro, la prima d'andata, ha giocato così, centrale dietro le punte e svariava su tutta la tre quarti, e infatti era uno dei più attivi, come oggi. Infatti non ho mai capito veramente perché non abbiamo mai giocato così, con Crociata dietro le punte. Sì, che poi era il suo ruolo l'anno scorso Ha fatto quanti? 6 gol, 7 gol in un girone. E infatti secondo me con Buso, insieme a Novakovic, Buso è molto più ficcante in area di rigore, alla fine è un Montella Buso, somiglia un po' a Montella. Come quei giocatori lì, e ti dette movimenti. Avrebbe reso di più magari come seconda punta piuttosto che come Oggi magari Salcedo fa un po' più l'alternativa a Crociata, diciamo, Salcedo come tipo, però vediamo, Lepore sulla sinistra riesce a toccare il pallone per Crociata che si allarga sulla sinistra. Crociata pensa al cross, lo effettua, la palla dentro, bravo Mikai in anticipo. Guarda Crociata che roba, lo abbiamo incatenato, sta andando in giro. Lo abbiamo incatenato sulla mediana per tutto un girone, che poi non è che sbilancia la squadra, perché poi l'abbiamo visto, i tre centrocampisti dietro a chiudere, lui può essere anche un po' più, diciamo, libero di andare vedi come adesso, a svariare, ma poi lui stesso ripiega molto, non è che si risparmia. Tanto qui fallo sul Ionita di Zuccon. Dai, siamo al 37esimo, il Lecco adesso sta giocando. Crociata ha fatto quello che tante volte a tanti si è chiesto nel Lecco, si sta prendendo sulle spalle il gioco del Lecco. Gherardi. Bello il tocco per Ionita, impreciso qui. Bella l'idea, Ionita voleva far correre subito la sfera verso Salcedo largo sulla sinistra, però recupera il pallone ma non c'è Lepore dietro di lui. Lepore sbaglia il tentativo di frenare Tutino che si allarga sulla destra, va sul fondo, il cross, bravo Guglielmotti in diagonale a salvare, poi Lepore dalla parte opposta libera in rimessa laterale, che bravo Guglielmotti anche qua. Ionita chiede scusa a Salcedo. Forse Ionita oggi un po' di lucidità gli sta mancando, perché sembra, sì, è attivo ma ha fatto cose che di solito non sbaglia. Tanto qui bravo Caprodossi, poi Lepore tiene la palla solo in rimessa laterale. Inquadrato Elia Caprodossi. Per adesso partita sua ancora non sta macinando, convincente. Non è entrato bene nei meccanismi. Sta facendo fatica, sembra un pochino quando è sull'uomo e quando è in marcatura sa quello che deve fare. Qui intanto si combatte, c'è toccato Salcedo, vai, poi fallo, c'è giallo, fallissimo questo. Qua è da ammonire. Ghianfi, sì, quasi per proteste è arrivato quasi il giallo. No, perché non l'ha tirato fuori subito, poi gli ha detto qualcosa. Si è preso i suoi tempi. Ci ha voluto ragionare Perenzoni. Questo è fallo netto. Salcedo oggi positivo, ragazzi. Ci prendiamo un piccolo break. Porca miseria. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. C'è stata una buona occasione per il Lecco che rimane davanti. Non c'è però nessuno lì, subito palla, ma attenzione, recupera Crociata. Perde il tempo che ci pensa e non avrà spazio. Frigerio si libera bene, Frigerio appoggia dietro a Galli la Lepore, pensa al cross, Salcedo, dai, mettila dentro. No, angolo però. Bravo però qui Salcedo, non era facile perché c'è la giocata migliore, subito al volo. Andava all'indietro, però non era facile, andava all'indietro
ha dovuto concludere il volo e ha preso la Tra l'altro deviazione. è facile trovare una deviazione di mano, fra l'altro. Sì, no, beh, A noi ce le prendono fatto la tutte. cosa Noi giusta. tutte, anzi A noi- mirano e la trovano. Ancora l'epoca della bandierina. Parte la battuta al centro, Gherardi a Paleli! Cos'è? L'ha presa Mikai. Come ha fatto Gherardi a non segnare qua? O Mikai, anzi scusate, Mikai a pararla. Si è trovata in mano. Vediamo se da dietro Gherardi prima di testa, poi e gli ha tirato addosso. Mamma mia, che... Siamo anche sfortunati, però possiamo No, dirlo. beh, qua è, posso dire, qua è fortuna. Qua, guardatelo da dietro la sì, qua tiri senza... Guardalo da dietro la porta. Ha un avversario davanti. Mikai decide, non si sa perché, di andare giù a sinistra. No, è andato giù a sinistra e gli ha tirato Che buona, va che arriva. Novakovic cerca di rientrare sul destro, viene recuperato, combatte, sfonda, dai, entra, arriva Salcedo, poi dietro scrociata, la palla la di deviazione Teatro, quasi sulla linea dell'area piccola. Pizza, ragazzi! Di Mazzocchi. Dai. Crociata, Crociata che applaude la Nord, che applaude Crociata. Cioè Crociata ha avuto la faccia, l'avete visto? Disperato, dice ma non è possibile, ma cos'è era sta abbastanza angolato, magari non era fortissimo il tiro, ma... Lepore, alto angolo, quanti angoli abbiamo tirato? Non so, tanti. Parte la battuta dentro, la palla che... Ancora sabotaggio sulla linea, che palle! Non è il nostro anno. Attenzione perché partono e Lepore spende il giallo. Lepore che poi chiede... C'ha ragione, bisogna essere subito... lo so, infatti ha chiesto ai suoi di essere subito più sul reattivi. pezzo. Sì, siamo rimasti un po' là davanti. Però stiamo schiacciando il Cosenza. Ha sbagliato i giocatori, rinculavano troppo. Ok. Uno doveva stare fermo. Qui si va. Perché dietro di lui non c'era nessuno. Lui ha chiesto a qualcuno di stare fermo. Guarda qua, sulla linea ancora. Chi è questo? Mazzocchi. Ma che culo. Ma dai! Ma è andata sul difensore e poi è tornata. Che culo. Qui? Check di che? C'è qualche mano? Fallo di mano, ma sono passati... Quanto è passato? No, 3 minuti. niente. No, ma noi ce li fanno vedere così per darci l'illusione, si sa. Se ne inventa, mettili un VAR. Mettili un VAR check. Così sono un po'. Ci vuole un golletto. Il gol del Lecco sarebbe nell'aria e nell'area anche perché stiamo stabilmente dentro l'area. Io ho paura qua adesso. Sì, però ho paura qua adesso perché andazzo. Rimessa laterale in fase offensiva per il Cosenza. Cioè, praticamente ha fatto cosa? 3 salvataggi sulla linea. Più il gol di Crociata. Il gol. Attenzione, Galli non riesce a intervenire. Sì, alla fine sì, si prende anche un bel pestone da parte di Forte e sarebbe anche da ammonire con Forte. Visto il metodo di giudizio arbitrale. Vediamo. Gli ha tirato un calcio sul fondo schiena quando il Galli era già a terra. Vabbè, comunque, diciamo, Ionita, Frigerio, Mikai sulla linea di porta, questo qua sulla linea di porta, il tiro di Crociata a fil di palo forse. Prima, sì. No, meritiamo Malla grande adesso il pareggio. Importanti 3. Direi che in questo momento ai punti probabilmente saremmo anche davanti. Attenzione, Novakovic mette giù il pallone, gli scappa e poi intende Ghianfi. Lepore di testa la tiene su, Salcedo si disinteressa, sì. Poi alla fine va però sul giocatore ed è fuori gioco. Se ti disinteressi, disinteressati. No, c'è da dire che il Lecco è salito tutto. Una bella reazione. È salito tutto di a parte squadra. Qualche minuto subito che abbiamo un po' accusato il colpo. Abbiamo iniziato a giocare bene, con criterio. Abbiamo dovuto trovare, ci siamo dovuti ritrovare in una squadra nuova e adesso ci stiamo trovando però. Diciamo, magari qualche singolo è un po' sottotono. Sì, però tutto sommato... più che altro Novakovic oggi... però quello che... Però sta aprendo spazi ai compagni comunque oggi ancora. Sì, però lì dove serve... perché anche Ionita... Però concludiamo con gli altri, oggi Crociata, con Frigerio... Poi vabbè, logico, è anche quello che è più marcato. No, ma proprio per dire che comunque se avessimo anche, diciamo, non dico al top, ma in condizione tutti, oggi
Guglielmotti va sta come facendo- un cavallo, la palla spizzata da Salcedo e non arriva Ionita. Che scivola nel momento in cui avrebbe potuto forse intercettare la sfera. Non so se Salcedo l'abbia veramente fatta passare il pallone. Attenzione, Era adesso un'abile finta quella di sale il Bravo numero 31 Ionita. Canotto che sbaglia e Caparossi che La pressione di Ionita dalle spalle, che però accusa già un po' di stanchezza Ionita. no, è bravo a gestirsi, la nostra vecchia Trabant è brava a gestirsi. E il problema è che oggi è mancato proprio in quello che di solito lui è letale, cioè l'incursione in area. Porca vacca. E quel piattone lì grida vendetta, se lo sogna stanotte. sì. Ma secondo me sai che lui adesso si sta ci sta mettendo ancora di più di quello che già ci metteva, proprio perché secondo me l'ha sentito. Manca pochi secondi, vediamo se ci sarà recupero. Bello! Il pallone No, per Guglielmotti è un po' lungo, lungo. lungo. Vedi, con tutto il check che c'è stato sul gol. Come 2? Ma scusa, ma è stato fermo 3 minuti per il check del VAR. Cioè, quante ammonizioni ha dato? C4 forse? 4-5? Il check del 3 VAR. noi, 1 loro. Il check del VAR, il check l'altro check di VAR e dai solo 2 minuti. Vabbè. Capradossi, Lepore e Frigerio. 5 ammonizioni. Attenzione però, Cosenza che sale bene sulla sinistra, palla dentro. In angolo Galli, Giorgino era presente dove settimana scorsa non c'era mai nessuno. Lui è bravo a rimettersi al posto giusto al momento giusto. Intanto Un minuto se n'è andato. il Cosenza ha già deciso che è finita la partita perché rimane lì il pallone, Praselic lo calcia via, poi lo riprende. Mezzo minuto è andato qua, marcature. Parte la battuta fra pochi istanti adesso dentro. Mamma mia. La palla al centro, rigore. No, rigore? Rigore. In pieno recupero. Nell'area piccola a braccio sta mimando il signor Perenzoni. Vediamo. Guglielmotti. No, dai. Ma no, ma cos'è questo? Ma dai. no, dai. Ma no, dai, ma non esiste un rigore del genere. Ma non esiste un rigore del genere. Non esiste un rigore del genere. Non esiste. Cioè, ma non esiste un rigore del genere, signori. VAR check. Ma diranno valutazione del campo, ma non esiste rigore. Signor Guglielmotti praticamente corre affiancato al giocatore tenendogli le braccia attorno ma senza chiuderle. A un certo punto il giocatore del Cosenza crolla. Tutino sul punto di battuta. Perenzoni che chiede di sistemare la posizione del pallone. Siamo oltre 20 secondi oltre. Tanto il check del VAR istantaneo qua, Che regalo al Cosenza, che regalo. Mia, come fai a dare un rigore del genere in pieno recupero poi tra l'altro, che fa malissimo. Magari rivisto ci sarà uno sgambetto, Gol di Tutino. Si tuffa sull'angolino a sinistra, Saracco, ma non può nulla. Un furto questo, comunque. Questo è più che... E l'arbitro era lì. Tra l'altro anche i giocatori del Cosenza non è che ci diano dentro quel risultato. Vediamo. Rivedendola così sembra che lo agganci, però certo che il check del VAR è durato proprio. Saracco che quasi ci arriva tra l'altro sul pallone. Calciato forte, angolatissimo. Però sì, non fortissimo. Lui l'ha intuita. Angolata bene. Impassibile Caserta in panchina. Giochi un buon primo tempo, ti ritrovi sotto 2-0. È la dura legge del gol. Lo sappiamo, gli episodi. Fai un gran bel gioco però. Sì, uno che non ha visto la partita pensa... Dominio del... numero di Salcedo, mezzo 2. Che... Poi niente. Qui è fuori gioco. Tutino va, ma qui sì è fuori gioco. E dai, fai finire l'azione, va avanti tutto, qua mezz'ora, ore, che tanto è già... Ma dai.
Tutino ride, giustamente, stanno portando a casa la sfangata qua. Primo tempo. Loro sicuramente. Qui ha qualcosa da dire Perenzoni a non so chi. Fischiato forse alla fine del tempo? Perenzoni con chi c'era adesso? Con Ierardi. Sta vedendo un rigore, sta guardando un rigore. Sul serio? Non lo so. Ma perché 3-0 Lecco Cosenza segna? Ok, no, 2-0. Col check del VAR gliel'hanno tolto, non c'è stato il gol. No, però gliel'hanno tolto, capito? Giusto per... Finisce il primo tempo. Ma scusa, ma è stato 20 minuti, ma che... Madonna. Finisce un primo tempo assurdo. Era fuori gioco? Questo. Finisce 2-0, un primo tempo veramente assurdo e amarissimo. Qua c'è Guglielmotti che ovviamente protesta. Tra l'altro Guglielmotti è ammonito? No. No. E tra l'altro sarebbe stato da ammonire perché chi ha l'occasione da rete. Sì, dopo in teoria. Sì, vero. 2-0 per il Cosenza, un buon Lecco nella fase centrale del Lecco che avrebbe meritato di essere sì. avanti, 2-1 il Lecco. Insomma, 2 episodi, come spesso capita nel calcio, un rigore e un lancio lungo, bucata alla difesa sul filo del fuorigioco e sei 2-0 sotto. Questo è quello che succede nel calcio, purtroppo ci siamo anche abituati per certi versi, non avremmo voluto vederlo in questa partita così importante la prima di Aglietti. Tra poco ci colleghiamo con Albino, andiamo anche a capire da lui. Se posso dire, per assurdo ci sta l'1-0 perché hai sbagliato e ti hanno segnato e non sei stato bravo a pareggiare e ci sta, ma rigore questo è regalato. Gol sbagliati, gol subito, scrive Albirignos. Allora dovevano essere 4-0, scusate. Era stretto, cioè il pareggio era da portare via al primo tempo. Facciamo troppa fatica però a segnare. Quello di Ionita grida vendetta, perché lì la partita ti cambia subito. Cioè poi è generoso il rigore, siamo tutti d'accordo, due però salvataggi sulla linea. Devi fare gol. Sta parlando con Albino Fausto in regia. Perché adesso partirà il collegamento. Albino, mi senti? Sì, ti sento bene. Allora, un primo tempo molto amaro questo per il Lecco perché immeritatamente 2-0 sotto, però devi fare i gol. Però devi fare i gol, abbiamo avuto 4-5 occasioni per farli, ragazzi. Cioè, bisogna buttarlo dentro. Quello di Ionita grida vendetta perché gli è passato davanti. Sì, è una cosa impressionante, ma al di là dei nomi, voglio dire, chi c'è che deve buttarlo dentro. Il più evanescente di tutti oggi, mi dispiace dirlo, ma è Salcedo, che va tolto. Scusa, non abbiamo capito chi? Scusami, Albino. Il centro due fischi è Salcedo, il più evanescente, quello che mi è piaciuto meno, fumoso. A un certo punto ha avuto nel primo tempo una palla sul vertice sinistro dell'attacco dentro l'area, dove poteva tirare, che è fermato, andando a cercare un uomo da dribblare all'interno dell'area per tirare in porta. Ma è il contrario, un po' fumoso, sì. Ci potrebbe essere la carta Buso o inglese nella ripresa, immagino uno dei due sicuramente, se non tutti e due. Ormai la partita è compromessa, cioè voglio dire, è chiaro che iniziamo terra di conquista così, chiunque si fa gol. Poi, ripeto, secondo me è stato dato un rigore che secondo me è generoso comunque, generoso. L'abbiamo visto, c'è una leggera trattenuta di Guglielmotti, però vabbè. Sì, ma anche questi qua. Cioè, è una vita che continua a ripetere queste cose, ma sono le cose elementari del calcio. Devi arrivare sulle facce a buttare dentro le palle, come l'abbiamo fatto, abbiamo creato un sacco di problemi, perché loro, a parte il secondo gol sul rigore, non hanno fatto molto. No, hanno fatto loro con 2 tiri in porta, uno su rigore e uno sul lancio lungo lì che buca la difesa, sono 2-0 fondamentalmente. Certo. Il calcio poi è questo, no? Cioè, lo diciamo da anni, lo citiamo sempre le parole di Cotroneo. Dimmi Albino. Scusa? No, dimmi. Non ho capito cosa hai detto. No, dicevo, citiamo sempre queste parole, il calcio è questo. Però insomma, sì, hai ragione, assolutamente l'abbiamo rimarcato, ma bisogna fare gol, insomma. Sì, no, ma quindi nel senso come ha reagito il pubblico. Scusa, sì, come ha reagito, volevo chiederti anche come ha reagito il pubblico, che atmosfera c'è. Ma no, il sostegno non è mancato assolutamente, anzi è stato all'interno per vedere per mettere in grande difficoltà la difesa del Cosenza, che si è alzato tutto lo stadio a sostenerlo. Cioè, è evidente che però anche qua io faccio senza prendere la posizione,
Saracco, ragazzi, che il portiere normale lo para. Poi il primo gol sì, assolutamente, gli passa fra le mani fondamentalmente, c'era parabile. Quindi Cioè, voglio dire, un tiro così un lo problema pari. grossissimo con il portiere. Ecco, sembra grossissimo, cioè, sembra che non ci sia il problema, perché diciamo magari in panchina è questo, sono in giro siamo stati svincolati, ma vai a prenderne uno da 20.000 euro, 30.000, 40.000 per giornate da quei soldi firmati. Cioè, Sì, che fanno giocare, perché la manna comunque è out fino a fine stagione fondamentalmente. La manna è finita, scusa la battuta, è finita la manna. Assolutamente. 2 mesi cosa vuoi che ce ne facciamo di un po' che resta per 2 mesi da mettere in mezzo. Assolutamente. Va bene Albino, ti salutiamo, allora ci troviamo più tardi sperando di vedere se si può riaprire questa partita. Ma speriamo, dai. Grazie Albino, a più tardi. A dopo. Ciao. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo fra qualche minuto. No, ma... Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni. Il tuo partner per ogni esigenza. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in Riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione.
Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Mauri, Motta, Franchi, Ferrari, Loria, Malgrati, Giavardi, Pinellato, Cortesi, Pasino, Arienti. Quanto sarebbe forte questa ideale formazione del Lecco. In Per sempre blu celesti volume 2, la nuova pubblicazione di Sky Blue e LCN Sport, disponibile anche in versione podcast, troverai biografie e statistiche di 50 leggende che hanno contribuito a scrivere la storia della tua squadra del cuore. Per sempre blu celesti volume 2, così come il primo, è disponibile in tutti gli store online e su shoplc.it. Non lasciartelo sfuggire. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Canto Feeling Experience è il sushi gourmet che stavi aspettando, dove tradizione e creatività si uniscono per dar vita a un'esplosione di sapori unici. I nostri ristoranti offrono una formula open sushi con una selezione di prelibatezze che vi faranno innamorare della cucina giapponese. Un'esperienza autentica e indimenticabile, dove ogni piatto combina ingredienti di altissima qualità e abbinamenti ricercati. Vieni a trovarci a Lecco in via Col di Lana 6, telefono 0341 50 38 12. E a Colico in via Nazionale 130, telefono 0341 59 16 25. Canto.it. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Bentornati con questo secondo tempo che sta per cominciare. Lecco sotto per 2-0 contro il Cosenza in casa. Cosenza col minimo sforzo, potremmo definirla così. Lecco invece che ha speso tanto, ha avuto tante occasioni, entra Buso intanto e non è riuscito a pervenire al gol del pareggio. Entra Buso, penso per Salcedo, no ragazzi? Intanto si sta scaldando anche un altro giocatore, chi è? Parigini? Sì. Sono del Parigini. E lì, a posto di chi? Perché qualcuno ammonito. Chi abbiamo tra gli ammoniti? No, ma Parigini poi fa l'ala alta, quindi o cambia e torna al 4-3-3. E dai ragazzi, perché bisogna cercare di aggiustare in qualche modo questa partita che non ha visto demeritare il Lecco, ma 4-2-3-1. 4-2-3-1. Mette Buso a sinistra. A questo punto 4-2-3-1 penso. Esce Frigerio ed entra Parigini. Sì, 4-2-3-1 allora. E Buso per Salcedo. Giusto. Vanno Galli e Ionita davanti alla difesa. Poi, no, potrebbe Galli e Ionita crociata rimane lì. O gli fa fare il terzo. No. Io farei 4-2-3-1 perché crociata lì è stato importantissimo. Poi magari cambia. Vediamo perché
E qualcosa devi... Sì, ma vabbè, anche 2-3-1 può andare bene. Sì. Leonita messi lì, ti dà un po' di... Ma soprattutto... equilibrio, e Crociata lì ha fatto bene. Poi Parigini e Buso sulle fasce possono farlo, vediamo subito. Io vorrei tenere lì Crociata, anche se adesso è lì a mezza destra. E questo qua sotto sulla mezza destra, però io lo terrei dietro la punta ormai. 4-3-3, Poi vediamo come si mettono. Magari se è difensivo e offensivo cambia. Quindi fammi riaggiornare quindi sono usciti Buso, grande intervento. Salcedo. Attenzione, no, niente, Gianfi che va altissimo. E Frigerio. Sì. E Frigerio. Che forse un po' il giallo lo ha un pochino, no? Sì, ma se devi ragionare così devi fare 3 cambi. Ma Parigini però può fare la mezzala secondo voi? Ma lui è più in esterno. Ma non fa infatti la mezzala, fa l'ala esterno. Quindi andiamo però a sinistra a 4, sta facendo. Magari? No, 3. Ma per secondo me Parigini è andato a sinistra tra l'altro, perché Buso è qui a destra. È da vedere, adesso vedremo perché non so. E Crociata si abbassa un pochino? Beh sì, per forza. No, però ho il dubbio ancora, vediamo, perché adesso via Novakovic sulla sinistra, vicino a lui Parigini, Novakovic cerca di difendersi dall'attacco di Camporese, guadagna la rimessa laterale, sì. Crociata è qui sulla destra, Parigini, vediamo, adesso là c'è... Più che altro quando difendono, quando Buso, prende palla, cerca il fondo, non riesce a trovare la cross. Il Lecco che attacca sotto la Sud, piena di tifosi del Cosenza. In questo secondo tempo vediamo se Buso è recuperato anche da condizioni fisiche, un paio di settimane che non stava comunque al meglio, quindi Caserta dà le indicazioni suoi, molto tranquillo quest'oggi. Abbiamo detto Cosenza che con il minimo sforzo per adesso si trova avanti di 2 gol e si Crociata molto basso adesso a centrocampo. Dai ragazzi, Ionita. Parigini allarga su Guglielmotti. Si ragiona sulla linea di metacampo con Gherardi che cerca il pallone lungo, inquadrature pessime oggi di Sky Sport, che lascia sempre l'inquadratura, il pallone fuori dal campo dell'inquadratura. Ci vorrebbe un Fausto Riva alla ripresa invece che questi qua. Guglielmotti che lascia lì il giocatore che però gli tocca palla in I nostri amici da casa, allora Walter, non abbiamo più speranze, Guglielmotti non deve giocare mai più Walter, ce l'hai un po' con Guglielmotti Walter, ma non ha fatto male nel primo tempo Guglielmotti, Crociata, pallone dentro, bello per Galli, mano questo no, niente, non c'è nessuno anche... che lo chiama. Sembrato però Galli, quando fa queste incursioni Galli è sempre letale, fa sempre danni. Perché non se lo aspettano che si butta dentro, ma pare dal nulla. Poi chiaro, tornando su Guglielmotti, è chiaro c'è il fallo del rigore, però vabbè, ma c'è gente che non vorrebbe vedere il campo Lepore qua, Crociata, calcio d'angolo. Roberto, siamo una squadra debole della verità, in Serie B errori come quelli del portiere su Guglielmotti Serie B non sono ammessi. Lorenzo, io invece dico che il mister metterà a posto ruolo per ruolo, è una migliore forma atletica. Lepore dalla bandierina, quanti angoli abbiamo fatto, Fausto? 300 credo. Primo tempo 5 sicuri. Lepore dalla destra, niente, messa fuori. Chi è questo? Buso. Buso che la scaraventa. Che va a realizzare. Dopo la meta va a realizzare. 3 punti. Però aspetta, c'è la deviazione. 3 punti su... No, deviazione. Su deviazione. Deviazione? Sì. Di chi che è sparato su no, aspetta. Come partito sembrava una... No, va a pressare. Va per niente. Buona la partenza del Lecco, però insomma devi riuscire a segnare per mettere un po' di apprensione quantomeno al Cosenza, no mister? Se no qui cioè, se non segni i primi 10 minuti del secondo tempo diventa dura. Io ricordo a parte invertite il Lecco Ternana. Prendiamo ma non vale per noi, cioè non vale. Prendiamo spunto, dai. Bisogna vedere se loro fanno quello che ha fatto il Lecco. Esatto. Ed è Caporale in panchina, magari si sbaglia dall'altra parte. Rimessa laterale. Quella partita lì, se andiamo a vedere, è stata quella che un po' ha rotto. Sì, diciamo che arrivò dopo certe della stagione. Sì. Che arrivò dopo certe dichiarazioni. Sì, certo. Quantomeno fuori luogo. I casi non esistono. Tanto si lotta a centrocampo. Quasi Ionita si è strappato il pallone. Vabbè. A servire dietro Camporese che appoggia Venturi di vicino, Camporese va largo. 3-1 dello Spezia sul Cittadella che è in 9, ragazzi, lo Spezia ha vinto la partita ormai, già adesso.
Beh, diciamo che la fortuna si vede anche in queste cose, no? Quando gli avversari hanno queste situazioni. In questo momento anche agganciare i play-out sono a 5 punti play-out in questo Beh, ma adesso non devi più ragionare sulla singola partita che ti fa guadagnare posizioni, ma ormai adesso devi ragionare... Perché vince anche la Ternana. Devi ragionare sulla lunga gittata e andare sul... Considerando che sul Tirolo e Sampdoria poi devono ancora giocare, si potrebbe alzare anche la soglia. Attenzione, Cosenza entra in zona centrale, bravo Guglielmotti a fare da muro. Chi non lo vorrebbe. Guglielmotti poi sale su Tutino affrontato adesso da Buso che è stabile sulla destra, con Parigini sulla sinistra, quindi invertiti rispetto alle ultime apparizioni. No, oggi devi iniziare a fare i classici, quello che ti dicono sempre gli allenatori, domenica per domenica, non guardare la classifica, perché da oggi non puoi più dire se vinciamo siamo salvi o meno. Non puoi far calcoli. Infatti oggi devi cominciare a fare risultato. Oggi devi portarvi almeno un pareggio oggi. Partire a trovare un po' di devi fermare l'emorragia. Adesso riuscire a almeno fare un gol, rimetterti in pista e... Come si suol dire, devi fermare l'emorragia oggi. Metti un cerottino, un punto. Comunque è fattibile, perché le occasioni le abbiamo avute, secondo me meritavamo sicuramente un risultato diverso. Caparossi appoggia a Saracco, largo, c'era Ghirardi, si preferisce ancora il 13 che va a lungo, Novakovic largo di petto, fatichiamo a costruire però, fatichiamo molto a costruire azioni. Non capisco ragionate. Però perché, allora hai fatto un tempo ottimo, no, però diciamo hai fatto vedere qualcosa di tempo centrale. Perché cambiare tutto? Cioè cambia... il risultato ti condiziona. Ma cambia ruolo per ruolo. Perché rivoluzioni tutto che stavi andando bene? Sì. Cioè metti Inglese al posto di Salcedo o Buso al posto di Salcedo. Parigini adesso si lascia andare, guadagna il fallo. Bravo, incredibile. Quant'è che non ci fischiava un fallo? Venturi è entrato anche lui dalla panchina. No, titolare, con Campodese alla Coppa Centrale. È bello il pallone per Buso che si gira. Cerca di entrare in area, Buso attaccato, largo il pallone per Guglielmotti che preferisce crociata, palla dentro! Poteva fare molto meglio qui Quella difficile però. Ma poteva anche stopparlo. Quella difficile però. Era di testa, lui era più avanti del pallone, ha fatto il massimo qui. Bello il cross di prima di crociata subito. Sì, Ionita era libero, purtroppo il cross era arretrato. Lui si è dovuto avvitare e non è riuscito a centrare la porta. Però buono il lavoro sia di Buso che poi di Guglielmotti e alla fine di Leppo. Chi era Leppo che ha fatto il cross? No, crociata. Crociata, bellissimo, proprio di prima intenzione. E adesso si torna. Adesso tra l'altro Galli mezzale crociata davanti alla difesa. No, adesso vanno a scambiarsi. No, si vede che hanno fatto. Sì, si scambiano. Prendiamoci una piccola pausa. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. 3-0 del Cosenza. No, non è Zuccone che ha segnato. No, Frabotta mi sembra. Ha fatto un errore qui Lepore sulla sinistra, ha fatto entrare il giocatore del Cosenza che ha crossato basso e forte ha sparato in porta, imparabilmente, tra mille anche giocatori che facevano da schermo. Quanto spazio però. No, ma qua guarda Lepore alla fine cosa fa. È Lepore che serve l'assist qua. Prima si fa saltare, col tacco cerca di recuperare, alla fine ci arriva ma tocca il pallone per Frabotta che spara in porta e qua. Qui da Lepore in avanti non ci sono più colpe dei blucelesti perché sia Guglielmotti che ancora una volta dal nulla è Cosenza, prima azione della ripresa 3-0. Purtroppo all'inizio mi era venuto da dire anche oggi tanti a pochi. Il Lecco della parte centrale del primo tempo mi aveva fatto sperare, però
ripeto, se fai una buona porzione di primo tempo in una certa maniera e nell'intervallo rivoluzioni tutto, cioè riparti da quello di buono che hai fatto e lo migliori. Cioè, va male Salcedo, metti Inglese, va male Frigerio, metti degli innocenti, magari, o Sersanti. Gli ho lasciato troppa iniziativa. La faccia di Aglietti dice tutto. Poi Forse una si cosa, aspettava, il migliore, non si aspettava il migliore del primo tempo è stato fragilità. Chi è stato il migliore del primo tempo? Cioè 20 gol in 6 partite. Mezza cosa prendiamo gol. Chi è stato il migliore del primo tempo? Guglielmotti. No. Crociata. Sì. Dove? E lo sposti. Adesso diventa veramente difficile non prendere la solita imbarcata, cioè più di questa già che il tabellino ci racconta, 3-0. No, ma poi, come si dice, adesso cerca di passare Buso sulla destra. Fallo, netto su Buso. No, ha preso le gambe nette prima della palla. Non c'è segnalazione. Diventa difficile anche raccontare queste partite. E poi non conta neanche più il pallone toccato o meno. No, veramente siamo... Come ho detto settimana scorsa, sembriamo il Lecco del secondo Pellegrino. Erano 4-5 pere a partita. Io me lo ricordo bene perché me le ho fatte quasi tutte. Sì, no, mi ricordo. Cioè, io mi ricordo Lecco Cuneo 4-0 il primo tempo. Il primo tempo 4-0. Infatti qualcuno mi aveva detto, ma complimenti perché il secondo tempo che cavolo hai raccontato che 4-0 il primo tempo. No, me ne ricordo anch'io commentai quella stagione. A San Marino, l'1-4 a San Marino, l'1-5 col Savona. Poi per non parlare poi della Serie D. E che loro veramente praticamente ogni occasione avuta hanno segnato. Non sono neanche mai andati a spingere più di tanto, è quello che dici, non è che ti hanno preso a pallate. Novakovic, neanche l'angolo, che sfiga. Perché palla poi che rimbalza e gira in rimessa laterale. Le stagioni così sono così. Le stagioni che poi prendono una piega attiva tutto storto. Tanto te lo fai da solo, bravo. Altro te lo fai. Però bravo, il punto è che te la sei presa anche con la piega. Perché prima di Lecco Ternana stava andando tutto bene. Hai deciso freddamente di rovinare tutto. O scientemente quantomeno. Sì. Poi, quali le motivazioni? Misteriose. Oddio, i 30 cambi e i procuratori che sono girati per la sede un po' fanno sospettare, però forse anche un po' più di un po'. Ci sta, che uno fa il suo. Uno fa la propria professione e cerca di guadagnare il massimo dalla propria professione. L'arbitro intercetta il pallone, deve riscodellarlo, nasceva una buona occasione per il Lecco. Diciamo che ma non si può. Quando sentii e lessi il nome Raiola in Serie Lecco mi vennero i brividi di terrore. Zuccon, che oggi si è fatto vedere in qualche giocata a centrocampo, ma poi alla fine il Cosenza non ha neanche dovuto fare sta gran partita a centrocampo, sinceramente. Parma-Pisa 1-1, pareggia anche il Pisa, giusto per nel dubbio interviene. Se il Pisa ormai è andato scappato in classifica. E domenica prossima c'è sabato Ternana-Lecco. Crociata anticipato da Mazzocchi che va in rimessa laterale, palla dietro, cerca lo scambio Galli, va Guglielmotti, palla dentro, messa fuori in rimessa laterale, Crociata per Guglielmotti, Crociata comunque ancora insiste, Guglielmotti fermato col fallo, Galli trova l'angolo. Zuccon ci concede il tiro della bandierina, ormai sarà il 26esimo angolo dalla destra. Sì, abbiamo battuto tanti angoli, ma non siamo mai riusciti. Percentuale di realizzazione su angolo oggi costruire infinitesimo. Tanto entra chi era degli innocenti. Degli innocenti e anche qualcun altro. Valepore, la deviazione. Madonna, anche questo, parata. Miracolo sulla linea di Micai. Su Crociata. Crociata a colpo sicuro, Micai si inventa una parata spaventosa qua, spaventosa la parata di Micai. Da mezzo metro il riflesso,
angolo questa volta troppo alto, arriva però dalla parte opposta Parigini che pensa al tiro, deviazione, angolo. Ma sì, tanto, angolo. Fate entrare inglese, dai, che mi sembra che era lì, era l'altro insieme a degli innocenti. Lepore dalla sinistra, vediamo cosa cambia. Alto tiro, alto angolo, altra corsa. Altro tiro di giostra, giro di giostra. Ma Lepore, la spizzata e la rete, finalmente! Chi è Capradossi? Forse è Capradossi che la tocca. Dai ragazzi, Novakovic. vediamo se c'è tempo, a Novakovic. 60esimo. Dai. Se c'è la scossa, Novakovic inquadrato, c'erano lui e Capradossi, spizzata di qualcun altro e poi la tocco decisivo. Sembra Novakovic che si prende il 5 anche di Parigini. Diamo la spizzata. No, autogol di Venturi. Autorete di Venturi. Che andando all'indietro la tocca di braccio, tra l'altro. Non è che ce lo annulla, VAR, non è che ce lo annulla. Hai visto l'andazzo? Sì. Intanto Sersanti anche. No. E ha messo Sersanti. E toglie Galli. Per? Degli innocenti. No, giusto per dire. Mister, spiegacelo perché non. Oh, ma scusa, non posso fare una battuta. No, credo che intendesse Mister Aglietti lui, No, Mister, spiegacela. No, dai, non posso chiamare Aglietti, evidentemente, perché chiedo a Mister. Vabbè, penso per mettere forse, perché stavano giocando bene tutte e due, sicuramente per mettere due giocatori freschi. Di gamba, tutti e due hanno una buona gamba. Grande Novakovic, difende adesso, sembra di rivedere un attimino il vecchio Novakovic. No, io invece sai cosa pensavo? E adesso che abbiamo accorciato, fuori, su, prima che facciamo anche il 2, prima che facciamo il secondo. No, dai che c'è tempo c'è, il tempo c'è, per mettere anche in difficoltà l'ancora. Vabbè, adesso sei tornato mentalmente. Sei tornato 10 minuti fa adesso. Sì. Con i cambi hai forze fresche in più. Cavoli, dai, 2 gol. A tutti ce li fanno in un attimo, ma sai che te lo dico sempre che per noi non vale. Ma io non capisco perché adesso, per esempio. È la legge di Murphy. Lecco è l'emblema della legge di Murphy in campo. Adesso Parigini, il tocco salirà. Vai, cross. Per chi però? Troppo su Mikai. Ti dico, Galli ci può stare che magari può essere stanco e comunque poi devi fare una partita più offensiva. Osti Crociata stava andando bene. Sai cosa? Non vorrei che magari poi magari hanno, non lo so, ha chiesto il cambio. No, ma sai cosa? Crociata tante volte poi si incapponisce troppo, è da mesi ormai che si incapponisce nel cercare la rete, magari. Chi, scusami? Crociata, nel vederlo magari anche un po' stanco, ha preferito. Sicuramente non perde meriti i 2 cambi. No, poi sicuramente dopo il primo tempo messo mediano già perdeva un po'. Irardi, palla profonda, Novakovic, adesso c'è Mikai che gioca da libero aggiunto, perché anche qui dopo lo sfioro di Novakovic è arrivato subito il portiere del Cosenza a dare manforte, capitano tra l'altro della formazione calabrese. Adesso lo stop di Forte per la salita sulla destra, tutto in anticipato da Lepore che serve Parigini che sbaglia lo stop, torna in possesso Zuccon, Bianfi cerca di ragionare, Cosenza che per la prima volta in questo secondo tempo tiene un po' il pallone, Zuccon va sulla sinistra per la salita di Frabotta, su di lui Sersanti, poi il tocco del numero 8, ma Guglielmotti riesce a salvare l'angolo, dunque sarà solo rimessa laterale. Cosenza che ancora una volta quando sale non sembra far paura, no? Poi si è trovato sul 3-0, ma non ha mai dato l'impressione di poter schiacciare il Lecco nei propri 20 metri. No, non gli è mai servito. Costruire qualcosa di pericoloso. Non gli è mai servito perché la prima volta ha segnato. Che ti ritrovi 3-0 col minimo sforzo. Tanto cambio esce il numero 31, Canotto, ed entra il numero 35. No, chi è? 34. Chi è 35? 35 non c'è. Ho visto un 35 io. Sì, ma non c'è distinta. Secondo me è Florenzi. No, è Florenzi, sì, 34. Erano in dubbio, era il dubbio di inizio partita, forse l'unico che avevano loro. Pausa, poi torniamo subito a sperare nella rimonta. Alla festa voglio il mago pistacchio, la macchina dei popcorn, le bolle di sapone e la torta unicorno. Allora io voglio uno squalo. No, bambini, non si può avere tutto dalla vita. Altrimenti stavo con mamma.
Scendi. Non si può avere tutto dalla vita, o perlomeno non sempre. DR4.0 full optional di serie e tu a 19.900 euro in pronta consegna. Puoi avere tutto, tranne la simpatia di tuo marito. Concessionaria ufficiale DR Automobiles per Lecco e provincia. GP Car, via Spluga 65, Cernusco Lombardone, Lecco. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Per rigore. C'è fallo su Novakovic, calcio di punizione, ma siamo e giallo sulla tre quarti. Giallo per? Tutino. Scusa, Camporese. Quinto monito della partita. Gherardi. Non dura, ma con tanti interventi diciamo da giallo. Il tocco per Parigini che cerca di girarsi. È male l'ingresso in campo di Parigini, per adesso l'hai sottolineato tu poco fa. No, più che altro io non l'ho capito. Perché era un ruolo che non serviva e adesso, come diceva il mister, ti giochi anche la possibilità all'inglese, più o meno. Cioè, o ti rimangi il cambio o togli Novakovic. O metti tutto davanti e devi andare. Chi è che è rimasto? Ionita da cambiare, giusto? Sì. Togli Ionita, metti inglese, fai 4-2-4 e speri in qualcosa, speri nel miracolo, Sessanti e degli innocenti. Lepore dalla tre quarti di destra, ci vorrebbe il gollettino adesso ancora. Parte la battuta, bella, dentro, stacca di testa la retroguardia cosentina, tiene viva l'azione Lecco con Parigini. C'è un fuorigioco? Di chi? Probabilmente direttamente sul calcio di punizione, perché dopo abbiamo giocato in posizione arretrata. E che fallo è? No, lui fa la palla a mano alta, fuorigioco. Almeno. No, perché di falli qui non ce n'erano. Mistero. Tanto ci prova Lecco con Buso, che in mezzo a due uomini non riesce a tenere il pallone. Florenzi gira palla in avanti verso Forte, che a sua volta la smista sulla destra. Si torna da Zuccon, poi Ghianfi, ancora Zuccon, i due cercano il dialogo e poi il lancio, dove c'è però Caprodossi che a sua volta cerca il servizio lungo per Ionita che di testa la domestica, poi Novakovic bravo a lottare in mezzo a tre uomini, Ionita lo aiuta. Dall'ingresso degli innocenti. Mamma mia, Parigini che errore! Riparte il contropiede Florenzi, la palla dentro in area di rigore Forte, per fortuna ben contenuto da Caprodossi. Mamma mia, Parigini che obbrobrio, un passaggio orizzontale sulla tre quarti da suicidio. Sì. Per fortuna Forte qui calcia di Bull, non ha tirato forte. No, ha tirato forte, ma non ha tirato forte. Va Parigini sul fondo, il cross dentro, Buso fermato in angolo. 106esimo angolo del Lecco della partita. Però adesso abbiamo iniziato a sinistra. E a sinistra abbiamo segnato. Secondo me è il record stagionale. Però a sinistra abbiamo segnato. Buso, che probabilmente non al meglio, ma si sta dando il più possibile. Lepore. Guardate, ragazzi, un po' in campo, la palla dentro Mikai. Però se li calciamo su Mikai, ragazzi, è così difficile, però. È che in percentuale Lepore ne sbaglia l'1%, ma se ne tira 100 uno lo sbaglia, quindi Faccia anche bene. 68, mancano 22 minuti, 21 più recupero. Di testa Lepore, Dionita riesce a guadagnare la rimessa laterale. Ci prendiamo piccola pubblicità. E poi mentre aspetta. My name came up a lot of sounds. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds. Certain people that I know, they ain't no longer about. Chi va alla ricerca della purezza. Chi va d'accordo con il pianeta. Chi va oltre il solito fondente.
Chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Rientriamo, 70°, vediamo se c'è la possibilità di riaprire definitivamente questa partita. Oh no. Però adesso abbiamo perso un po' campo, Sì, loro stanno iniziando a palleggiare adesso, stanno riuscendo a mandarci un po' a vuoto. Qui duro Guglielmotti col fallo. Diciamo che poi uscendo, tra le altre cose, Crociata e Galli è un po' tolto il regista basso e il regista alto e hai messo due giovani, quindi abbiamo perso proprio anche in personalità lì in mezzo, quindi 2-0 dalla Ternana a Reggio, vabbè. Parigini non è entrato, non sta impattando, dovresti sperare un po' in qualche giocata, qualche sponda di Novakovic, però anche Buso ha fatto niente. Buso sta faticando. Ma Buso palesemente non è in condizione, si capisce. Sì. Io ripeto, continuo a non capire la rivoluzione durante la pausa, diciamo, tra primo e secondo tempo. Cioè adesso, se già ci conoscevamo poco prima, figurati adesso. Gherardi si avventura in un dribbling, poi sarebbe Sersanti brutto il fallo su di lui, qui ti fermi e adesso ammonisci, giallo per il 99 Frabotta. Frabotta, autore del gol del 3-0 momentaneo. Vediamo, torna dal fallo, torna indietro, non ha dato un vantaggio così, giusto? Lamentati anche del giallo, ragazzo, ti è andato anche bene. Infatti non ha dato il vantaggio, adesso è tornato indietro, non ha più dato il vantaggio perché Lecco aveva perso il pallone. Gherardi che batte veloce verso Capradossi, poi dalla parte opposta c'è Ionita, davanti a lui Lepore in posizione di ala, tocca il pallone per Parigini che deve cercare lo spiraglio per il cross, l'appoggio dietro a Lepore, il cross dentro, palla messa fuori. Non arriviamo mai a calciare però. E poi bravo il Cosenza a ripartire adesso, però... Mister, l'ingresso degli Innocenti e Sersanti non ha più dato equilibrio alla squadra? Attenzione, siamo più riusciti a... sale Frabotta, cross dove non c'è nessuno, per fortuna. Siamo riusciti a trovare le misure? No, siamo... no, ma cos'è? Lepore che fa un campanile, per fortuna che c'era Parigini, e poi il tocco falloso. Fallo, dai. 72, il tempo ci sarebbe ancora, ci sarebbe. Ma prima dicevamo col mister, secondo me ha tolto anche non solo di personalità. No, stavano andando bene, poi per carità non è quello che influisce nel risultato, però negli equilibri sicuramente adesso siamo meno incisivi però... anche a livello di fase di non possesso siamo un po' più scoperti. Ma ti giuro, io però davvero adesso, fuori da ogni discorso anche relativo alla partita, non riesco veramente a capire perché Galli non possa mai finire una partita. Attenzione Lecco che va sul fondo, mette fuori la sfera Camporese, poi salvano anche la rimessa laterale. Lecco che prova, sta in pressione, non fate fallo, palla al centro. Cioè io veramente, oggi Galli non era giù di perché non può finire una partita Galli? Ti giuro, io non ho mai visto finire una partita Galli probabilmente. Va bene, ha paura di infortunarsi, allora non giocare più a calcio, non tu, ma non è una scelta sua evidentemente. Bravo, sì, no, assolutamente. Logico, se non giochi mai 90 minuti è difficile trovare il ritmo dei 90 minuti. E quindi poi sei sempre più indiziato a uscire, no? Frabotta, il cross, Capradossi dopo il buco di Gherardi. Perché Saracco però non è... bravo. Poi Florenzi fermato da Guglielmotti. Angolo. Bravo Guglielmotti qua. Poi Saracco poteva uscire, chiamarla. No. Attenzione. Non gliela data? Non gliela dato, bravo Guglielmotti a prendere anche la deviazione. Sì, sembrava, vabbè, buon meglio, Tanto entra inglese. Okay. E chi toglie? Segnato il Bari. Ionita per inglese. Sibilli. Ionita per inglese. Abbiamo chiamato 20 minuti fa. Ha segnato il Bari, scusa? Sibilli e anche il Parma. 2-1? Sì. Allora, Bari la cura Iachini. Sì. La cura Lecco più che Iachini, che gli abbiamo regalato la partita la settimana scorsa.
Adesso Buso a destra, Parigini a sinistra, Inglese, Novakovic centrali con degli innocenti e sessanti a farsi il paiolo in mezzo al campo. Cittadella 3-2, Cittadella di 9 ha segnato 3-2 adesso. Sta perdendo. Con lo Spezia? Sì. Chissà che non riesca a pareggiare, almeno una buona notizia. Dai Buso, vai sulla destra. Però se noi non facciamo mai punti. Angolo, dai, angolo. Diventa difficile. Bravo Buso qua a combattere, si vede che Buso è in difficoltà nera. Sì, tanto, cioè, tanto, fa fatica quasi ad andare verso il centro dell'area di rigore. Sì, ma strano che c'era anche Listowski che... Listowski è sparito, È 2 partite che è sparito. Lepore, sia stato invece... Lepore dalla destra, la battuta sfila oltre, c'è Parigini che tiene viva. Cos'è? Una conclusione senza arte. Non dirmi che provava a calciare da là perché non ha assolutamente... Ha provato a tirare da lì. Cioè, le idee però ragazzi sono veramente confuse a volte. Attenzione, sbaglia il rinvio Guglielmotti ma ne approfitta Lecco. Parigini, bello il tocco dentro per Novakovic che si ferma. Dai, tira dentro. Lepore! No! Come fai a sbagliarla da lì, Buso? No, non l'ha sbagliata lui, l'ha salvata sulla linea di porta. No, non aveva inquadrato la porta però. la porta. Guarda che gliel'ha presa il difensore. No, guarda bene se guarda. Ha preso d'esterno. Parigini lavora un buon pallone, crociata, poi Buso, vedi? La prende Ti ho detto, male. la parata. E poi dopo Buso è arrivato. Ha autoparata, la tocca il giocatore stesso del Cosenza. Sì, però Buso ormai stava cadendo e non è potuto più tirarla dentro in porta. Però cazzo, ragazzi, cioè... oggi 3-2, manca un quarto d'ora più recupero. Pausa, poi finiamo di seguire questo finale. Sì, ma veramente sembra Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria. Tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. Dai. Ma sulla conclusione di crociata tocca Mazzocchi. Sì, stiamo ancora pensando alla conclusione precedente di... Attenzione, adesso poi ancora Lecco che ci prova, Parigini... situazione difficile, ne ricaviamo una rimessa laterale, sì. Lepore, subito dentro per Novakovic che dalla linea di fondo cerca un altro miracolo e lo trova. Novakovic, crociata nel primo, Novakovic nel secondo tempo ha tutto il Lecco sulle spalle. Cioè è lui che trascina il Lecco in area di rigore praticamente. Palla la battuta, troppo ancora sul portiere, ma a vuoto perché c'era lo stacco altissimo. Chi è che è andato al tiro così? Sersanti? Superman. Non so. Mamma mia, sei andato ai degli innocenti, cacchio, stava per dai, Sersanti. bravo. Bravi tutti e dai, due. che dobbiamo sfruttare anche inglese adesso. Bravi qui. Sersanti e degli innocenti sono stati a recuperare questi 2 palloni, veramente hanno agganciato 2 tentativi di filtrante che sarebbero stati anche molto problematici. Qui andiamo fino da Saracco che serve Gherardi un po' in difficoltà, bravo a gestire con freddezza, però adesso devi liberartene male, se ne libera male e passa la sfera a Voca, praticamente il neoentrato del Cosenza, Voca e Cimino. Abbiamo dato l'impressione comunque anche oggi di grande fragilità, è ancora un Lecco estremamente fragile. Mamma mia quanto è saltato in alto Sersanti qui, è andato praticamente ad più in alto del pugno, quasi anticipato il pugno di Mikai, vabbè. Che comunque è uscito benino, nel senso impressionante stacco di Sersanti. Non avremmo mai detto che comunque lui è abbastanza piccoletto tutto sommato, no? Ha una grande elevazione. No, soprattutto per un mediano un'elevazione del genere. Attenzione al Cosenza che rimane. No, gioco fermo. Allora, vediamo se c'è 11 minuti. Tempo 11 più recupero. Provare. Si può fare di tutto in 11 si minuti. Può fare di tutto, quello si può fare tutto e niente. Però. Tanto qui al pelo. Fuori gioco. Tanto Cosenza adesso che ha perso Zuccone a centrocampo e quindi sai
era quello che dava ordine. Infatti adesso perdono palla, serviamo Inglese che va sulla destra, la palla deviata arriva sulla sinistra dove Inglese va, Parigini va a vuoto. Ha tirato fortissimo Inglese da lì, la palla dentro, no? Era bella, infatti. L'Epore, il cross quasi dentro fin basso. troppo, verrebbe da dire. Proviamo a chiudere lì, anche se con pochi uomini comunque. Inglese e Parigini. Parigini-Inglese. Così, se quell'asse Parigi-Londra lì sta... Ancora Inglese, Guglielmotti, tira, alta sopra la traversa. Si vedeva che non ne aveva... Vabbè. Ma il tiro ce l'ha lui, Poi non aveva troppe alternative lì. Non era malvagia come situazione. Peccato che anche quei tiri sei anche un po' troppo cioè per fare gol da lì devi sì, per quello che dico, non tirare da lì, meglio non tirare. E però se magari becchi la deviazione in angolo, la palla tiri bassa l'angolo. Esce anche chi è questo Praslik? Sì, Praslik, entra Mattia Viviani, che è un giocatore ex Serie A che si fa tutta la partita in panchina. E esce Tutino, escono Tutino e autore del gol del vantaggio su rigore. Marinella non si sblocca questa situazione, come mai? Diamo un'impressione sempre di fragilità enorme, subiamo troppi gol facilmente e facciamo una fatica boia a segnare, ragazzi. Perché anche oggi comunque va bene tutto, ma 2 gol andavano segnati. Faccio una battuta. Tra quelli sbagliati. Poi... oggi è carnevale, no? Mettevi le maschere per Saracco Mikai, oggi vincevamo 3-0. Il portiere fa tanto. No, il portiere fa tanto, però devi anche, devi segnarli i gol. Sennò, ha salvato 3 gol sulla linea. Sicuramente. Loro molto fortunati, noi sfortunati, però... E il nostro ce l'ha segnato. Cioè, non dico che ce l'ha segnato, però non ha fatto... Cioè, il riflesso che ha avuto su Buso, su Crociata o Buso, non mi ricordo più. E la non parata di Saracco c'è un po' di differenza, diciamo. Il tempo su la palla che si è trovato in mano di chi era Gerardi. Abbiamo sicuramente, poi gliela calcia anche un po' addosso, quindi è sempre una commistione di, di colpe e di meriti degli avversari, no? Sersanti, che poi viene scalciato anche da terra da Florenzi. No, chi è il 20? Punizione per il Lecco, 82 minuti, vediamo se c'è il tempo di... Sì, però qui ha preso lui la botta, ha preso lui il calcione da terra. Vediamo. Qua, guarda. Ah no, gli ha dato una... Mamma mia, che fricchettone quello lì del Cosenza. Vabbè, sì, ci sta. Ci sta la munizione, gli ha dato una gomitata da terra quasi... Cioè, una gomita... Ha appoggiato il gomito al fianco del giocatore. Vabbè. Saracco che batte quasi fin sulla linea di metacampo, Novakovic stoppa di petto per degli innocenti che prova lo sfondamento, Parigini si toglie, va degli innocenti da solo in mezzo a 3 uomini, aiutatelo, ci pensa, prova a pensarci da solo, perché da solo, quindi in mezzo a 2, ribattuto indietro dove c'è però Gherardi che riesce a tenere su il Lecco, 83 minuti sul cronometro. Buso ha dovuto cercare di rimediare al servizio errato di Gherardi, poi qui Guglielmotti si infrange sul giocatore Cosenza, c'è rimesso fallo rimessa laterale, fallo su Florenzi, Guglielmotti. Lorenzo se la prende con Sersanti. Perché? Non so. Cosa ha fatto poverino? Sersanti, infatti altro cartellino giallo. Ma ha preso il giallo Sersanti? Adesso sì. Non sono perso. Sì, ma Sersanti è entrato da 10 minuti. Spedisa da Torino, dice. A me a volte sembra, va bene vedere tutto nero, ma buttare il bambino con l'acqua sporca no. Cioè. Comunque poi negli ultimi minuti non siamo riusciti a costruire più occasioni, ma perché molta fatica. Io dall'ingresso degli innocenti e Sersanti hai ribaltato, la squadra si è impiantata. Ma non per colpa loro, No, non per colpa loro. Il cambio tattico non ha giovato. Questo va detto. Qui Inglese non riesce a gestire il pallone che Buso intelligentemente gli aveva lasciato. Avevamo avuto una buona reazione dopo il gol del 3-1, ma... Di fatto hai messo 2 giocatori pari ruolo più freschi, ma non hanno portato degli innocenti, la malizia e l'intelligenza di Galli degli innocenti non può ancora averla, e in questi momenti serve quella. Cioè,
Infatti Galli prima cosa è successo? Al punto giusto si è buttato in area e quasi ne nasce un'occasione. Poi anche la crociata era in partita. Esatto. E però Crociata era uno dei migliori. lo hai tolto dalla partita però mettendolo mediano, perché il secondo tempo non è partito come nel primo. Partita che sta sfuggendo di mano ora, definitivamente direi. Beh, qua ha fischiato un fallo che non c'è. Perché Novakovic ha fatto il terzo tempo e il giocatore del Cosenza gli ha finito sotto. Cioè oggi neanche la gioia di aver segnato veramente un gol perché abbiamo fatto un autogol. Rimessa, anzi rilancio di Mikai che però trova la che trova la deviazione di Lepore in rimessa laterale. Purtroppo oggi per esempio anche Lepore ha fatto mezzo errore ed è stato la rete del 3-1, del 3-0 temporaneo. Palla messa su Forte che cerca di far correre il compagno che mi sembra Frabotta, ma vanno direttamente sul fondo. 86 sul cronometro. Sembra che adesso facciamo fatica anche ad avvicinarci all'area di rigore. Forse la mossa inglese alla fine non sta pagando tantissimo, anche se adesso fosse una palla vagante, no, non riesce neanche in questo caso ad impattare il giocatore, il numero 45. Situazione adesso un po' che si è complicata forse anche perché il cercare di andare ad attaccare con 4 praticamente punte ha scollato completamente la squadra e non riusciamo più a portarci a ridosso degli avanti che tra altre cose non riescono neanche a tenere tanti palloni su. Rilancio di Mikai, Capradossi, poi degli Innocenti, rilancio di Parigini verso il giocatore del Cosenza, la mano, c'è il giallo per Venturi. Andiamo un po'. Ma Venturi non era già ammonito, no? No, Camporese. Ah no, Venturi è quello che ha fatto ammonire prima Sassanti, che meritava lui. No, Venturi non era a Firenze. Camporese sì, ma non anche Venturi. No, Venuti, scusa, Venuti. Tu dici chi ha ammonito? Sì, Camporese, Ghianfi. No, Venturi l'ha ammonito. E Frabotta. E Venturi adesso. Sono 4 per loro. No, non c'è, no, è un'altra cosa. 4 da una parte, 4 dall'altra, Capradossi, Frigerio, Lepore e Sersanti per noi. Parigini dietro per Capradossi. Parigini è stato un buco nell'acqua. Sì, Parigini per adesso un buco nell'acqua. Qua si scivola molto da questa parte. Sì, Gherardi è la terza volta che scivola. Perché poi è molto lento dopo, quindi fatica a recuperare, poi la butta fuori e in bambola anche Gherardi la faccia. Ma Gherardi posso dire che non riesco veramente neanche questo a capire perché è titolare da 3 partite. Anche perché allora Bianconi ha la febbre questa settimana. Tra l'altro. Vabbè, ma Zeliak, cioè, perché? Zeliak, sì. Oggi c'avevi Capradossi, facevi Zeliak Capradossi. Cioè, perché sì, per nessuno dei due fisicati, ma non mi sembra che tutti nei Forte abbiano svettato. 4-2 dello Spezia, 3-2 del Parma. Allora, c'è da dire che anche Malgrati e Bonazzoli erano partiti con una sconfitta, quindi ho capito, però. Ci sta, però. Tiraccio Alto di Voca? Sì, però diciamo servirà probabilmente, voglio sperare ad Aglietti anche per capire dove e come intervenire meglio, perché oggi sinceramente non l'ha capito, sia con la formazione iniziale che poi con i cambi durante la partita. Però è qui da 5 giorni, non è che può fare miracoli. Non so prima se avesse seguito il Lecco. Non penso, perché non penso fosse uno. Vabbè, ma sicuramente gli addetti ai lavori un po' di partite dici? Le guardano, poi vabbè, magari non lo seguivano in prima persona da andare allo Sì, stadio. poi soprattutto chi magari in attesa di trovare una squadra, dai un occhio alle papabili, no? Non guardi le prime, guardi le ultime per capire chi può cambiare, sicuramente. Beh, poi anche come budget, diciamo, magari non vai. Non penso che Aglietti vada in Serie A. Ma il campo fa schifo però, ragazzi. Guglielmotti qua adesso non trova più il pallone perché ha un rimbalzo assurdo. Poi voglia spiegarci che è un effetto ottico della TV, cioè, ma no.
Ma è impresentabile. Veramente il Lecco nell'ultimo... Questo non toglie nulla a quanto facciamo schifo in questo frangente di campionato, però... Questa cosa che fa veramente specie, però in tutti gli aspetti del Lecco dell'ultimo anno, quando c'è qualcosa che va bene la cambiamo in peggio. Anche il campo andava bene, ma perché abbiamo cambiato? No. Qui intanto c'è il giocatore del Cosenza inquadrato, che è il numero 24, Mattia Viviani, ex Roma, giusto? Come provenienza, e poi anche la SPAL, quando era in Serie A la SPAL. Adesso Buso prova, ma 4 minuti di recupero, un po' pochino. Però. Non che noi abbiamo fatto molto negli ultimi 10 minuti, quindi dall'entrata degli innocenti e Sersanti praticamente si è spariti a metà campo e con l'Inglese si è spariti del tutto. L'importante, secondo me è fondamentale veramente che qua, a parte quello che ho appena detto di cercare una quadra, e Aglietti deve lavorare quasi esclusivamente probabilmente sulla testa, perché una squadra come che ancora è in lotta, vince, pareggia le partite, adesso sarebbe là davanti a cercare di sfondare tutto per arrivare al pareggio, e noi siamo spenti, anzi degli innocenti fa fatica a trovare un giocatore libero nella nostra metà campo. Carapardossi in possesso, va al lancio lungo. Novakovic, uno degli ultimi ad arrendersi come sempre in mezzo a 3 uomini, combatte, cerca lo siamo alle sfondamento. giocate solitarie ormai, però, quindi... Qua c'è l'errore, poi Buso non riesce a far passare il pallone. Sì, poi effettivamente mister c'aveva proprio ragione, Inglese meglio che abbia giocato su 10 minuti perché cammina. Cioè, la mia idea era lasciarlo proprio là davanti da solo, e quando arrivavi in area te lo giocavi. Sono giocatori che se sono fermi ci vuole un po'. E poi lui è fermo davvero da tanto, ragazzi. Cioè... Aprile. Vabbè, fermo no, perché dicono che giocasse con la primavera. Sì. Dico, non lo so, ho sentito dire. E poi era sano, cioè ha avuto un infortunio sì, ma poi tra Parigini intanto che si scatta da solo. Parigini... Malissimo Parigini. Veramente. Sì, proprio né carne né pesce, è entrato... Ha fatto 3 cose, ma anche degli innocenti in realtà non è entrato benissimo. Una giusta non è venuta. E beh, degli innocenti poveri, mi viene da dire poverino in mezzo al nulla, ha fatto molta fatica. Finali Parma-Pisa 3-2, Ternana Reggiana 2-0 a Reggio Emilia, 4-2 Spezia Cittadella. Nelle ultime giornate, quando noi perdiamo, cioè sempre, le altre vincono sempre, cioè quindi è quello, la classifica ormai non devi più guardarla, devi più guardare la classifica. In questo momento sei spacciato, devi provare a guardare la classifica, non giochi una partita alla volta, ma io qua oggi ho visto lo stesso identico Lecco di sempre, ragazzi, non ho visto neanche, sai, quando cambia allenatore spesso hai la reazione, io non l'ho vista, poi sarò io che ho visto. È un po' il primo tempo, sì, che 20 minuti al primo tempo, ma troppo poco, no? E poi dopo il 2-0 ti ha un po'... Cioè andare all'intervallo sul 2-0 ti ha dato anche i cambi, più che una cosa tattica, sicuramente è stata anche una cosa mentale per provare. Ma anche rientro, probabilmente prendi subito il terzo. Ma il salvataggio sulla linea. Sì. Lì probabilmente è stato proprio cosa possiamo fare di più. Cioè sbagliando si sono spenti perché hanno detto ma cioè non ce ne va bene una. Cioè quando vedi che comunque giochi e poi alla fine tanto Micai è costretto da un tiro improvviso di Parigini a mettere palla in angolo, ormai però mancano 30 secondi. Micai è un buon portiere. Guarda, a portieri invertiti saremmo probabilmente noi al posto loro in classifica. Anche un po' fortunato perché gli arrivano tutte le beh, ma però... quando sei forte c'è anche la fortuna, E si vanno di pari passo. I generali fortunati Napoleone voleva, non quelli bravi. Tanto è l'Ecco che cerca di avere l'ultima occasione, ma vediamo se qui alla fine di questo batti ci sarà fischio finale, arbitro che guarda il cronometro, fischietto alla bocca e finisce 1-3. 1-3, vince il Cosenza, 6 gol in 2 partite dei calabresi che fanno 6 punti a Lecco e tra andata e ritorno, e l'abbiamo detto, Lecco in questo momento che rimane sempre più ultimo in classifica e situazione terribile.
da cui non si capisce bene come uscire, perché certo diamo tempo ad Aglietti, per carità, però l'unica cosa che puoi fare adesso è dargli fiducia e vedere come va. Cioè non c'è più altro da fare ormai, no? Veramente l'unica ma unicissima cosa, un portiere. Tanto da svincolato il portiere non deve portiere va preso, ragazzi. Il ritmo partita, un portiere non è che serva così tantissimo. Però un portiere, perché oggi con Mikai, ma non con Mikai, ripeto, col Melgrati dell'anno scorso, oggi il primo tempo lo giocavi sullo 0-0. Sì, il primo gol è stato un po' pesante. Perché poi si vede nel proprio... momento, poi subito, mentre stavi giocando, avevi appena avuto l'occasione te, un tiro abbastanza comunque sulla figura del portiere, ci è andato un po' così. Ma perché poi si vede proprio il passo sul secondo palo che lo frega, basta. A breve Fausto ci connette con Albino. Andiamo a capire anche da lì qual è la... È anche dura, ormai poi è anche dura di qualcosa, perché te le sei giocate tutte fino a... le cose le hai fatte, le cose cambiate e ormai c'è solo da dire speriamo che entro la prossima forse quello che dicevi tu di aver cambiato modulo all'intervallo, io non l'ho capito. Infatti, l'unica cosa che... Sentiamo Albino, mi senti? Sì, assolutamente. Allora, partita sconfitta amara, non lo so, ti chiedo questo, a me è sembrato di vedere lo stesso Lecco di sempre, mi chiedo, non doveva esserci un pelino di reazione con il cambio in panchina? Mi sembra mancata comunque, quella reazione di nervi che ti può dare il cambio in panchina, no? Sì, però non è tanto quello, è la somma di una serie di circostanze, quindi è una serie di circostanze che purtroppo si è verificata e che ha portato a queste consecutive, non poche. Siamo tecnicamente, secondo me, retrocessi oggi. È probabile, sì, perché vincono tutte, mentre hanno vinto tutte in queste 6 giornate. Non sono neanche i risultati delle altre. Sì, no, certo, dico. Non si vede come uscirne. No, si vede come uscirne perché c'è un fatto però concreto, no? Questo. Allora, ci ha messo di suo la Lega con la storia dello stadio, ma questa squadra è stata formulata male. Vorrei essere molto chiaro, cioè, questa squadra è stata messa insieme con lo scotch, con lo spago e con i bottoni. Perché ripeto, quando è evidente che tu non hai un portiere, mi porti a casa la mano, fa male subito, la prima cosa che fai, se non vuoi retrocedere, è andare a prendere un portiere, cosa che non stai facendo. Anzi, magari rispondi anche che cazzo cosa fare, non abbiamo un portiere perché? Allora retrocedi e basta. No, assolutamente. In maniera poco retrocedi, oltretutto in maniera poco dignitosa. Capito? Assolutamente, quindi insomma, chiaro, in questo momento si aspetta, no, di dare fiducia ad Aglietti che possa fare, perché ricordiamoci comunque sia una settimana che qua, no, dico, però... certo. Sì, ma non è un fatto di Aglietti, questo qui è un fatto generalizzato, cioè è troppo evidente che noi giochiamo con delle lacune mentali anche di un certo tipo. Quindi quando tu fai questo è chiaro che non arrivi bello lucido. Adesso c'è la squadra che si sta compensando con la curva, no? Ma sono tutte scene che già viste. Sì, già viste poi nelle ultime partite anche, sì, diciamo. Allora, io aggiungo, la vedo più avanti, ora più raggio la cosa. Sì. Io aggiungo anche che questa città è sbagliata. La città, se non parlo della città, la città ha sbagliato. Voglio ricordare cosa è successo con la storia all'inizio, lo stadio, contribuiamo, facciamo, e poi nessuno ha fatto niente e la città si sta giocando un'occasione importante. In un momento di grandi tensioni in cui tutti vanno in cui tutti cercano alternative, c'è un'alternativa turistica, il Lecco è nominato dappertutto e noi ce lo stiamo giocando alle carte perché cosa? Per non aver realizzato un imprenditore come tu a fare quello che doveva fare, per non avergli fatto un po' di stadio, non dico tutto, ma una parte almeno,
cioè, anche se viene fuori questa manchevolezza tipicamente lecchese. Dopodiché, ripeto, questo sul campo magari non ha una sua valenza, ma il vero discorso è che, ripeto, questa squadra è stata formulata molto male. Certo. E adesso ne paghi le conseguenze, insomma. Assolutamente. La colpa di chi è? La colpa è della Lega, che cerca di una luce per fare mercato. Sì, questo fai bene a sottolinearlo, ha una grande importanza. Sì, il mercato di riparazione però senza portiere, no, mi lascia perplesso, mi lascia molto perplesso, perché ripeto, a fare i fenomeni si sono capaci a parole, no? Poi infatti allora che dicano non ci sono i soldi per comprare il portiere, per prendere un altro portiere, basta. Questi di 2 portieri che abbiamo in serie, parlo della serie B, non ne viene fuori uno, sono 2 portieri d'Alberto. Assolutamente. Grazie Albino, allora buon rientro, buon serata dopo la conferenza stampa. Ci aggiorniamo sabato prossimo. Ciao Albino. Certo, diventa difficile, no, commentare mister questa situazione, come diceva Albino, lui ha usato parole forti, siamo tecnicamente retrocessi oggi, secondo te ci si può ancora credere comunque? Ti dico credere sì, perché comunque visto anche all'andata sembravamo morti e poi dopo siamo riusciti a fare anche delle partite dove nessuno ci credeva. È logico che le partite sono sempre di meno e poi puoi sempre far tutto, ma se la fortuna non ti aiuta un po' come oggi, e oggi non ti ha aiutato, diciamo. Non ti ha aiutato, è il primo, se il primo errore vai sotto, che oggi diciamo la verità, il Cosenza non è che abbia spinto, non è che abbia fatto col minimo sforzo, perciò però un po' come l'è andata, tra l'altro. Secondo me noi possiamo crescere con i nuovi che possono salire di condizione, e tenendo un po' di buono quel 20 minuti del primo tempo, che sicuramente meritavano qualcosa in più, e da lì dobbiamo partire, non è che possiamo tanto piangerci addosso. Quei 20 minuti, quel 4-3-1-2 che mi sembrava abbastanza meglio del 4-3-3 che abbiamo fatto poi nel secondo tempo. Non ha funzionato il cambio tattico? No, qualcosina, perché magari per il Frigerio non è che mi abbia convinto tanto, anche dietro Capradossi non è che mi abbiano convinto tanto, magari qualche correttivo in settimana e andiamo a giocarcela a Terni, sabato alle 16:15. Girerà anche un po', no? Speriamo. Per adesso girano solo tutti salvataggi sulla cose, linea, però abbiamo visto più salvataggi sulla linea oggi che in tutto il campionato. Ste, secondo te non si molla, dai. No, l'uscita possibile? Molto d'accordo su quello che dice Albino, nel senso che però Albino è stato anche troppo buono, secondo me, nel senso sulla Lega, sul fatto oltre a quello, sul fatto che è stata formulata male la rosa. Il problema è che dietro non c'è nessuna formula, è stato fatto tutto a caso, cioè, e per altri interessi probabilmente, perché altrimenti non si spiega. Come dice lui, avevi un obiettivo nel mercato, il portiere, l'hai preso, si è rotto, lo riprendi subito un altro. Cioè il portiere non devi andare a prendere, come si dice, un giocatore rodato, anche perché altrimenti non mi pigli inglese, se devi ragionare in quell'ottica. E poi vai a giocare col terzo portiere, perché Saracco è il terzo portiere, perché c'è Lamanna, Melgrati, Saracco, e giochi con il terzo portiere, così giocanti anche Melgrati. Però va bene, Aglietti è arrivato con quella situazione, lui probabilmente non so se ha fatto queste valutazioni, ci sta. Però, ripeto, come abbiamo detto col mister nel primo tempo, hai avuto difficoltà all'inizio, sì, però pian pianino sei uscito dal buco che ti sei creato da solo, perché c'erano stato da scelta errata iniziale di Capradossi, però va bene, anche lui pian piano si è ripreso, stavi iniziando a giocare, avevi trovato dei fulcri importanti, Crociata stava gestendo la squadra, Galli dietro stava mettendo a posto le cose, primo tempo, secondo tempo, rivoluzionato tutto, le uniche cose che funzionavano, poi dopo 20 minuti li sostituisci senza apparente motivo. Secondo me Aglietti oggi di colpe ne ha. Sì. Perché, ripeto, arrivi in una situazione nuova, per quanto disastrata possibile, ma non ribalti ancora tutto, altrimenti già c'è la confusione, adesso figuriamoci. Cioè, come pretendiamo che Capradossi e Gherardi si intendano?
Infatti l'avevo detto all'inizio, troppi cambi sembrava dall'inizio. Ma soprattutto perché per carità, non è solo quello, non però stai andando a sostituire gente che andava male. Zelia, che era uno dei pochissimi perni lucidi della squadra, poi che sia voluto tirare fuori dalla contesa Zelia, che è rotto, ok, ma da quanto ne so è stata scelta tattica, tecnica, non fisica. E Buso è stata fisica e si è visto, però ripeto, avevi un po' perso sì Novakovic nel primo tempo, effettivamente sì, ma lì potevi dire, come aveva detto il mister, metti Inglese pari, oppure Buso e tieni Salcedo, che comunque per quanto male io ne abbia visto fino adesso, però si dibatteva, diciamo, si dimenava, non so come dire, no? Come il ragazzino che viene preso da 5 bulli, ma risponde, le prende, ma risponde intanto. E ecco, non ho capito veramente, sì, all'inizio c'è un paio di cose e poi soprattutto, e i fatti l'hanno dimostrato, il rivoluzionare tutto. Quindi spero che sia stato un passo falso, non ha capito ancora bene lui che cosa è in mano, adesso che lo sa spero che gestisca. Va bene, siamo in chiusura, allora grazie a mister Giulio Invernizzi, grazie mister. Grazie a te, ciao a tutti. Alla prossima, grazie a Stefano. Ciao, Ragazzi, grazie, alla prossima. E a Fausto Riva in regia, buona domenica a tutti. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calciolecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blucelesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie B e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.